la regione, a cui appunto la regione partecipa. Inizierò io dando delle caratteristiche comuni a tutti i programmi e trasversali a tutti i programmi, in maniera che poi i relatori, miei colleghi e colleghe che poi ci saranno, non debbano ritornare sul punto, perché sono caratteristiche che sono seguite praticamente da regolamento un po' da tutti i programmi di cooperazione territoriale. Pertanto io condividerò lo schermo e spero che poi si riesca a vedere. Ecco. Mi date un accenno che lo schermo sia condiviso? Sì, ma si vede anche la slide successiva, Sandra. Dunque. ICT cloud trade transfer in different ways. In case of projects, from RS with the port hinterland. Beh, diciamo che però è comunque abbastanza chiaro. Adesso c'è qualcuno che parla. Processes and with Per cui ecco. Ok. Dunque, iniziamo con delle caratteristiche peculiari alla nuova generazione di programmi nati sotto le politiche di coesione 21-27. Iniziamo in realtà da una cattiva notizia in un certo senso. Infatti, per volontà del Consiglio e del Parlamento, la nostra famiglia cooperazione territoriale europea purtroppo avrà minori risorse nel corso della programmazione rispetto al periodo 14-20. Una notizia invece importante e che recepisce molte istanze che sono negli anni pervenute dai territori è che ci sarà in tutti i programmi un maggior focus sia alla concentrazione tematica, abbiamo anche meno soldi, cerchiamo di spenderli con un impatto maggiore, ma questa concentrazione tematica va a braccetto con le esigenze dei territori, per cui un forte accento a programmazioni che possano dare vita alla voce del territorio attraverso processi bottom-up. Infine, e questo è non solamente una caratteristica della cooperazione territoriale europea, bensì dell'impianto di tutte le politiche di coesione, un fortissimo focus strategico sulla transizione ad un'economia sostenibile e a basse emissioni. L'architettura della politica di coesione, che vale anche per i programmi Interreg, è incentrata su 5 obiettivi di policy, che sono poi divisi in 22 obiettivi specifici. Questi 5 obiettivi sono obiettivi che i programmi devono inserire all'interno della propria programmazione con diverse concentrazioni tematiche a seconda della tipologia di programma, e ovviamente uno degli obiettivi in tutti i programmi obbligatorio è un'Europa resiliente, più verde, a basse emissioni di carbonio, in quanto la strategia che la Commissione europea ha presentato al Parlamento e al Consiglio, la conoscete bene, è il nuovo Green Deal europeo,
ed è la strategia che ricade poi su tutti i programmi. Pertanto l'obiettivo di Policy 2 è l'obiettivo, un obiettivo direi trasversale a tutta la programmazione, non solo alla cooperazione territoriale. Un altro obiettivo innovativo di questa programmazione e che è trasversale a tutte le politiche di coesione è l'obiettivo 5, un'Europa più vicina ai cittadini, che per la prima volta rispecchia questa volontà di programmare azioni che derivino dal territorio attraverso appunto un processo bottom-up di strategie territoriali che si integrano anche attraverso i fondi e che danno vita pertanto a esigenze territoriali. Inoltre, parleremo poi con più specificatamente, ci sono 2 nuovi obiettivi invece solo e unicamente per i programmi Interreg, una migliore governance della cooperazione, obiettivo specifico Interreg 1, e un'Europa più sicura. Il regolamento Interreg vi do solamente se qualcuno volesse andarlo a leggere, è il regolamento del 24 giugno 2021 che riporta poi tutte le linee programmatorie che poi tutti i programmi seguono. E vi a flash proprio do un breve dettaglio di alcune caratteristiche, diciamo, che il regolamento riporta. In primis non si è voluto creare una discontinuità assolutamente con la programmazione 14-20 e per cui c'è un buon bilanciamento tra elementi di continuità rispetto alla programmazione precedente che si è appena conclusa e elementi invece di carattere innovativo. Rispetto alla concentrazione tematica, e qua andiamo proprio sui programmi che vengono cofinanziati dalla cooperazione territoriale europea, abbiamo 2 importanti innovazioni, e cioè tutti i programmi transfrontalieri terrestri dovranno inserire l'obiettivo di Policy 2, l'Europa più verde, e l'obiettivo di Policy 4, un'Europa più sociale, nella propria programmazione. Ricordo che un'Europa più sociale ha al proprio interno un obiettivo specifico che è dedicato al turismo e alla cultura in chiave di ripresa. È una innovazione che è stata inserita a seguito della pandemia, sapendo che i territori ovviamente in determinati settori come la cultura e come il turismo avevano fortemente sofferto le chiusure, i lockdown, e ovviamente l'attività è stata, non dico azzerata, ma quasi. Nel corso della programmazione dell'ultimo anno i regolamenti hanno inteso includere questo nuovo obiettivo 4.6 che è proprio rivolto alla ripresa del settore turistico e del settore culturale in una chiave proprio di contributo attivo socialmente al mercato del lavoro, anche ovviamente collegato al turismo e alla cultura. Per cui oltre ai temi che sono, diciamo, più classici, la formazione, l'inclusione sociale, la lotta alla povertà, che sono classici dell'obiettivo di un'Europa più sociale, vi è anche questo obiettivo che vedrete è largamente ripreso in molti programmi. Un'altra importante innovazione è che i transfrontalieri marittimi e i transnazionali marittimi devono, e anche gli interregionali,
hanno ovviamente sempre l'Europa più verde come obiettivo obbligatorio, ma quando un programma transnazionale, per cui Interreg B transnazionale, sostiene una strategia macroregionale, ad esempio nel nostro caso Adrion, almeno l'80% del contributo del FESR, cioè del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, deve contribuire agli obiettivi di questa strategia, per cui, poiché Adrion insiste sulla strategia EUSAIR, 80% degli obiettivi dovranno essere ripresi dalla strategia EUSAIR, in maniera da rendere efficace le strategie che non hanno fondi, ma possono trovare operatività attraverso i programmi. La percentuale di confinanziamento è l'80%. Sappiamo che ci sarà un fondo di rotazione, ma è ancora italiano, questo per i beneficiari italiani. Nella precedente programmazione i beneficiari pubblici avevano la possibilità di poter accedere al fondo di rotazione. Forse in questa programmazione verranno inclusi anche i beneficiari privati, ma su questo siamo ancora in attesa del livello centrale, perché è ancora una materia da chiudere, pertanto diamo queste informazioni che sono però ancora tutte ovviamente da avere la chiusura da parte nazionale, per cui i programmi stessi stanno attendendo di saperne di più da parte del livello centrale. C'è anche un'importante azione di semplificazione con i confini esterni, che non ci riguarda, in quanto la Regione Friuli Venezia Giulia non ha confini esterni ovviamente tra i propri confini, però è stato fatto un grosso sforzo per integrare le programmazioni esterne, i PAENI, all'interno dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea. Questo che cosa può significare? Ad esempio un programma come Adrion, che ha dei confini esterni, può più agevolmente utilizzare i fondi dedicati alla cooperazione esterna all'Unione Europea. E questa darà vita a dei processi di semplificazione per i programmi multifondo, tra cui Adrion, di cui anche la Regione Friuli Venezia Giulia è beneficiaria. Le risorse finanziarie sono di 8 miliardi e 50 milioni per tutto l'Interreg europeo, il 72% più o meno sulla cooperazione transfrontaliera, il 18% transnazionale. Sulla cooperazione interregionale, che riprende il programma Interreg Europe, Interact e ESPON e Urbact, più o meno 490 milioni, e poi sulle regioni ultraperiferiche, di cui noi non facciamo parte, un residuale 281 milioni, che tra l'altro è un nuovo strand di Interreg che non era presente nella passata programmazione. Dunque, parlavamo di 2 nuovi obiettivi dedicati ad Interreg. Allora, io mi soffermerò soprattutto sul primo obiettivo. Perché? Perché il secondo obiettivo è dedicato ai confini esterni, e per cui allo Stato membro che confina direttamente con uno Stato non membro. Pertanto i programmi su cui ovviamente il territorio della regione Friuli Venezia Giulia è beneficiario avranno la possibilità di inserire, e alcuni l'hanno fatto, questo nuovo obiettivo che mira ad una migliore governance della cooperazione. Questo migliore governance della cooperazione significa da una parte rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche, ma anche delle autorità pubbliche insieme con gli attori del territorio, per cercare di rendere più agevole la collaborazione, di eliminare gli ostacoli transfrontalieri,
di poter appunto avere delle strategie congiunte e di poter incentivare anche delle azioni che siano mirate ad una maggiore fiducia, per cui azioni piccole, azioni più semplificate, che siano, come dicevo prima, soprattutto derivino da un principio di bottom-up più che da un principio di top-down. Dall'altra parte, una migliore governance della cooperazione significa anche riuscire a far incrociare i programmi Interreg che insistono in una medesima area. Facciamo l'esempio dell'Adriatico, del mare Adriatico, abbiamo un transnazionale che è Adrion, abbiamo altri 2 programmi a cui la regione partecipa, per cui il programma transfrontaliero terrestre Italia-Slovenia, il programma transfrontaliero marittimo Italia-Croazia, e parlo solo della parte nord dell'Adriatico, perché ci sono altri programmi che insistono nella parte sud dell'Adriatico. Ecco, riuscire a fare meglio con meno significa anche riuscire a far dialogare questi programmi e non andare ad una programmazione a silos, per cui cercare di riunire ovviamente creare dei legami che possano far incontrare i programmi, far dialogare i programmi e perché no anche le call, in maniera che si possa inquadrare un'area specifica come ad esempio il mare Adriatico come un'interazione di programmi e non come diciamo programmi che insistono su aree diverse sulla stessa area senza avere collegamenti. Un'altra novità del regolamento entrante è l'introduzione dei cosiddetti piccoli progetti. Sarà obbligatorio infatti per ogni programma di tutta la famiglia Interreg, per cui parlo di tutti i programmi transfrontalieri, transnazionali, eccetera, inserire dei progetti che siano di piccole dimensioni, per cui con un volume finanziario ridotto, e questo poi viene lasciato ad ogni programma come declinare questo volume finanziario ridotto, oppure altra opzione, creare dei fondi per piccoli progetti in cui possano essere direttamente individuati dei beneficiari sul territorio che a loro volta diventano i beneficiari dei fondi che faranno ulteriori call su determinati territori o su determinati settori. Fino ad oggi avevamo alcuni progetti che avevano assunto questa metodologia della cascade funding. Con lo Small Project Fund si vuole rendere regolamentare questa metodologia, identificando un beneficiario che poi a sua volta emette bandi sul territorio appunto su o specifici territori oppure specifici settori. Questo perché? Questo per rendere semplificati ovviamente i programmi per i piccoli beneficiari. Ovviamente quando mi trovo davanti ad un programma ad un importo finanziario di 250.000 euro, le regole saranno più semplici rispetto a programmi che richiedono magari progetti da 1 milione, 2 milioni o 3 milioni di euro. Per cui anche i beneficiari più piccoli possono essere maggiormente coinvolti. Inoltre, più progetti significa avere anche un maggiore impatto. Pertanto, se io ho
progetti di piccola taglia, diciamo così, riesco a coinvolgere maggiormente gli attori del territorio e per cui ad avere un impatto maggiore rispetto alle priorità che il programma si è dato, e attraverso lo Small Project Fund, con appunto un beneficiario unico che farà da collettore, diciamo, di progetti, di piccoli progetti, si potrà dare anche maggiore assistenza alle piccole realtà del territorio. Questa innovazione serve proprio per coinvolgere maggiormente il territorio in Interreg. Inoltre saranno utilizzati anche delle opzioni di costo semplificate, proprio perché sappiamo quanto è l'onere amministrativo della partecipazione in un programma finanziato da Interreg. C'è un set regolamentare, di cui io non approfondisco qui ovviamente i dettagli, per cui si potrà andare ad opzioni di costo semplificate che daranno maggiore importanza ai risultati piuttosto che alle rendicontazioni, per cui i risultati dei progetti, gli output saranno quantificati e valorizzati più che non il controllo sui fondi come eravamo abituati, cioè sulla singola fattura, sul singolo scontrino. È una nuova cultura di approccio che a mio avviso è assolutamente dovuta. Sarà secondo me una programmazione ponte, perché ovviamente questa è una grande innovazione, però l'azione di semplificazione è assolutamente dovuta e i programmi a livello regolamentare faranno il possibile per poterla esprimere nel migliore dei termini per rendere più semplice e più facile l'accesso ai progetti e alle call. L'ultimo concetto che volevo esprimere è il concetto dell'embedding, quello che dicevo prima, e cioè che i programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale devono guardarsi e guardare anche le strategie macro-regionali. Non vale solo per la cooperazione territoriale europea, ma vale anche per i programmi mainstream. Il grande sforzo che si cerca di fare e che renderà più efficace ovviamente l'uso e l'utilizzo dei fondi è quello di riuscire a poter finanziare obiettivi ambiziosi non solamente tramite un programma magari transfrontaliero, ma attraverso una somma di programmi e anche con il coinvolgimento dei programmi operativi regionali mainstream, per cui quelli che noi conosciamo come POR-FESR e POR-FSE Plus in questa programmazione, che potranno essere inclusi ovviamente in progettazioni strategiche. Questo principio dell'embedding è soprattutto rivolto alla grande area di cooperazione delle macro strategie regionali che hanno individuato dei flagship importanti dove appunto i programmi possono tendere e dove i programmi possono utilizzare i propri fondi, che per natura sono diversi, per poter finanziare con maggiore impatto degli obiettivi più ambiziosi e soprattutto di più alto respiro. Con questo io vi ringrazio e lascio la parola invece al mio staff che avrà modo di scendere invece nei particolari di ogni singolo programma. Vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso anche perché alle ore 16 purtroppo devo passare ad un'altra videoconferenza e vi dovrò lasciare, ma so che vi lascio in ottime mani. Per cui
Andiamo avanti con la scaletta degli interventi. Pomeriggio Sandra. Eccoci qua. Allora, noi abbiamo chiesto all'autorità di gestione del programma Italia-Slovenia di poter direttamente presentare la propria programmazione e pertanto ti do la parola. Grazie Laura per la partecipazione. Grazie Sandra, grazie a tutti i partecipanti. Questo evento che fa un po' da recap a quelle che sono le grandi attività sui tavoli della cooperazione territoriale europea che come sapete ha avuto un ritardo determinato una volta tanto da ragioni terze. Il lungo negoziato che ha visto l'approvazione del pacchetto regolamentare solo a giugno del 2021 già ci fa comprendere quanto questa programmazione sia in qualche misura sofferta sia dal punto di vista europeo nel suo complesso che poi dal punto di vista dei programmatori come siamo noi in particolare. Io ho predisposto delle slide che seguiranno, aiuteranno probabilmente, spero, a seguire il breve intervento che porterò alla riunione di oggi. Solo ovviamente il solito minuto ecco, io credo che siano visibili a tutti, questa è la prima pagina. Abbiamo una serie di buone novità, ma in realtà quando si parla di cooperazione le novità ci sono sempre, perché il nostro mondo in particolare è un mondo che crede molto nell'innovazione e lo vedrete che cosa hanno fatto i programmatori su questo nostro spazio di cooperazione. Sì, l'autorità di gestione è stata confermata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Come di consueto c'è stato un negoziato che si è protratto per questa programmazione di circa 7-8 mesi, questo è accaduto l'anno scorso. La conferma del ruolo è sicuramente un elemento di grande prestigio per la nostra regione, perché negli anni ha sempre mantenuto questa grande responsabilità e sicuramente anche grande onore nel mondo della cooperazione e sicuramente all'interno della nostra regione. Anticipo che il negoziato nella task force di programmazione è stato avviato ancora a novembre del 2019, quindi certamente i partner del programma, che sono i partner storici, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione del Veneto e ovviamente la Repubblica di Slovenia, hanno attivato subito il tavolo di programmazione e lo sappiamo, il 2020 ci ha visto purtroppo tutti bloccati da qualcosa che non avevamo mai visto prima, la pandemia che in qualche modo viviamo ancora oggi con la quarta ondata, ha fatto sì che i lavori subissero un certo rallentamento, questo giustamente è da dire, ma da maggio del 2020 la riorganizzazione della gestione dei tavoli di lavoro è stata messa a punto e quindi abbiamo assicurato e garantito continuità del processo e continuità anche negli output di negoziato. La prima notizia è che l'area di programma, quella che voi conoscete, quella della programmazione 2014-2020, è stata confermata. Non è scontato, perché dalle posizioni che la Commissione aveva circolato attraverso un documento che alcuni di noi conoscono, titolato Border Orientation Paper, aveva definito uno spazio di cooperazione diverso e aveva anche definito una serie di interventi a titolo di orientamento per i programmatori.
La volontà del territorio è stata difforme, la continuità ha prevalso, quindi l'assicurazione è che lo spazio di programmazione, fermo restando ulteriori regole che sono state introdotte circa la flessibilità, di cui non parliamo adesso perché probabilmente è troppo tecnico, c'è una nuova regola che in qualche modo consente delle flessibilità di cui non ne avevamo mai avuto contezza. Flessibilità 20%, ma qui la flessibilità è totale, fermo restando le eventuali regole che metteranno i vari programmi. La notizia allineata a quanto anticipato da Sandra è appunto che il budget disponibile per il programma si è ridotto, stiamo assistendo ormai ciclo di programmazione in ciclo ad una progressiva riduzione, prima a causa di un'area ridotta, oggi a parità di area. Diciamo che la riduzione poi non è sicuramente importante, ma il quadro iniziale di riduzioni era ben peggiore. Quindi anche qui un plauso a chi ha condotto i negoziati per la gestione dei fondi. Abbiamo diciamo un portafoglio che se usato bene porterà certamente i risultati attesi. Sul cofinanziamento è confermato comunque che per quello che riguarda i beneficiari sloveni, sia pubblici che privati, non ci sarà il cofinanziamento nazionale. Per quello che riguarda diciamo, la compagine italiana, abbiamo sentito che c'è una potenziale apertura per il cofinanziamento ai privati italiani. Ovviamente questa non è qualcosa di confermato e si vedrà certamente in seguito. Il FESR, avete visto, è sceso all'80% e di contraltare è incrementato il cofinanziamento nazionale. Notizia che riguarda più i gestori dei programmi e l'assistenza tecnica, che non è più un asse proprio portante che rendiconta e certifica così com'è gli altri assi di intervento, ma è una percentuale forfait applicata su tutto il FESR e il cofinanziamento del programma, a fronte però delle operazioni di rimborso. Questo è un tema che fa un po' di impressione a noi gestori dei programmi. Concentrazione, anche qui vedete che la nostra task force attraverso un percorso molto partecipato che ha previsto 2 momenti di confronto pubblico, uno nel corso del 2020 per l'identificazione degli obiettivi strategici prima e una seconda consultazione molto più mirata sempre per la verifica invece delle azioni opzionate dai territori rispetto agli obiettivi strategici e poi anche alle priorità di intervento. Questo quadro che io vi sto mostrando è il quadro che noi riteniamo essere consolidato. L'obiettivo strategico 2, quindi gli interventi sull'Europa resiliente e più verde, e l'obiettivo strategico 4, l'Europa più sociale ed inclusiva, sono obbligatori, ma vedrete, ma sono e rappresentano 2 elementi cardine del programma. Questo per significarvi che la task force che sta operando molto alacremente in questi ultimi mesi ha orientato, infatti qui è chiarito che qui c'è work in progress, ha orientato anche il tema della concentrazione, andando a collegare gli obiettivi strategici con la concentrazione, quindi con la definizione dell'ammontare di FESR totale per singolo obiettivo strategico. Le novità sono queste.
Anche qui work in progress, perché è un processo molto partecipato, è un processo molto complicato, nel senso complesso, perdonatemi, non è complicato ma è complesso, perché come vedrete qui il panorama degli interventi che il programma andrà a finanziare sono molti. E c'è da un lato la coerenza con le macrostrategie, in particolare con la macrostrategia USAIR, e qui le programmazioni scorse e quella in corso hanno dimostrato grande coerenza con gli interventi delle macrostrategie, quindi c'è un orientamento molto forte da parte della task force di dedicare una quota di fondi per un progetto strategico previsto direttamente dal programma Interreg. La novità che diciamo che è confermata da parte della task force è questa bella questa grande questo grande spunto di crescita che il fatto di essere stati vincitori della capitale europea della cultura 2025 nella cordata Nova Gorica e Gorizia fa sì che il nostro territorio potrà beneficiare di una visibilità che mai vista prima d'ora probabilmente. Quindi il nostro programma parteciperà al supporto di questi eventi, dedicando all'incirca il 10% dei fondi del programma che verranno gestiti attraverso appunto lo strumento dello Small Project Fund di cui avete sentito prima Sandra. Small Project Fund che andrà molto, molto composito, che sulla base di cronoprogrammi concordati con le strutture di gestione vedrà la messa a bando di progettualità che saranno strettamente conferenti a quelli che sono gli interventi strategici della città della cultura europea. L'innovazione ulteriore è quella del supporto alle strategie di sviluppo locale. Ci sono esempi già attivi e funzionanti nel nostro territorio sul programma Interreg Italia-Austria di cui sentirete, una analoga sperimentazione con un ciclo di programmazione successivo però, dovrebbe poter vedere la luce anche in questo programma Interreg Italia-Slovenia. Piccoli progetti sono i piccoli progetti people to people, che non sono i progetti, sono i cosiddetti small scale project, sono i progetti di piccole dimensioni, che verranno attivati è ancora in fase di discussione nell'ambito della task force, concentrati sull'obiettivo di governance oppure trasversali su tutti gli assi. Sono ovviamente, dovrete comprendere che sono tante innovazioni e quindi molto brainstorming all'interno del tavolo di programmazione che continua a lavorare online, quindi con tutte le difficoltà che ci sono a non poter avere un confronto diretto sul tema con il vicino di tavolo. Questo è sicuramente qualche cosa che ci ricorderemo molto bene. Sulla tempistica io sono, come mio consueto, sono un'ottimista e non solo sono ottimista, sono una che spinge sulla programmazione, forse anche troppo, ma in realtà vedo che c'è un grande orientamento a cercare di recuperare il tempo che non abbiamo avuto, no? per fare dei ragionamenti concreti nei diversi tavoli di negoziato, e cercando di attivare, come suggerito dalla Commissione europea, anche dei bandi che accompagnano l'approvazione del programma. Allora, il negoziato
oggi è arrivato a 19 riunioni, a breve ne avremo calendarizzate anche le prossime. C'è sicuramente un termine regolamentare, che è quello fissato dai regolamenti per la presentazione dei programmi alla Commissione, e dei termini che sono previsti sempre dal regolamento per eventuali osservazioni o eventuali e poi successiva approvazione. La Commissione con i propri desk officer ha detto che ci sarà il massimo impegno da parte della Commissione di abbreviare le tempistiche regolamentari, però insomma queste sono ovviamente delle diciamo delle ipotesi di lavoro su cui nessuno di noi ha garanzia. Come timeline che ci siamo dati come uffici, forzando ovviamente tutti i tempi e quindi cercando di tenere fede alla richiesta della Commissione di invio della prima bozza del programma a dicembre, noi vi assicuro stiamo facendo il massimo per riuscire a farlo. Lavorando insieme alla task force per predisporre una programmazione di bandi che potrebbero anche essere avviati prima dell'insediamento del comitato di sorveglianza. Questo per dirvi che per parte dell'autorità di gestione, quindi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, c'è il massimo impegno per accelerare i processi ovviamente nella loro sicurezza, no? Sicurezza intesa in termini anche legali. Sicuramente un elemento di cui io qui non ho fatto cenno è che l'opzione dei costi semplificati di cui Sandra parlava prima è un'opzione che sul nostro programma potrebbe vedere un'applicazione massiva, questo perché sicuramente è una semplificazione enorme da ogni punto di vista ed è anche un elemento che consente, rodato il sistema, di fornire anche un'impronta di accelerazione della spesa quando sarà ora di spendere, nel senso. Io mi fermerei qui. Qui ci sono i riferimenti, che dire, siamo sempre gli stessi, quindi penso che i nostri numeri di telefono ormai li conoscete a memoria. Siamo ovviamente disponibili, abbiamo pubblicato e stiamo aggiornando il sito ufficiale del programma nella sezione 2021-2027, proponendo quindi degli spaccati di aggiornamento tempo, subito dopo le task force. Io avrei terminato la presentazione. Grazie Laura, ringraziamo l'autorità di gestione del programma Italia-Slovenia e continuiamo con i transfrontalieri andando su un altro classico della programmazione, cioè il programma Interreg Italia-Austria, per cui passo la parola a Michela Grattoni per dettagliare cosa farà nel 21-27 Italia-Austria. Prego. Grazie Sandra, carico un attimo la presentazione. Credo che la vediate. Sì, perfetto. Bene, tratterò brevemente lo stato dell'arte del programma transfrontaliero Interreg Italia-Austria, appunto, per quanto riguarda il prossimo periodo di programmazione. A seguito di negoziato intervenuto tra l'autorità di gestione e la Commissione europea relativamente all'area di programma, per il 21-27 risulta anche per il nostro programma confermata, per quanto al momento informalmente, l'area di cooperazione 14-20. Quindi per il Friuli Venezia Giulia viene confermato l'intero territorio regionale, ci sono poi le province di Belluno, Vicenza e Treviso, la provincia di Bolzano, i land del Tirolo, del Salisburgo e della Carinzia.
Per quanto riguarda invece la struttura del programma che verrà presentato a breve alla Commissione europea per approvazione, possiamo vedere che la stessa comprende una priorità 1 dedicata all'innovazione alle imprese, che corrisponde all'obiettivo strategico 1, un'Europa più intelligente. All'interno di tale priorità si è deciso di concentrarsi sull'obiettivo specifico 1.1 dedicato alla ricerca e innovazione, con una particolare attenzione al trasferimento tecnologico dalle università e dai centri di ricerca alle imprese del territorio. Gli ambiti di intervento sono, come potete vedere, la transizione energetica, i processi produttivi cosiddetti circolari, le start-up e l'imprenditorialità, le tecnologie nuove e sostenibili, le life sciences, l'ICT e la digitalizzazione delle imprese. Procedendo, dopo la priorità di 1 si incontra la priorità 2 dedicata al cambiamento climatico e alla biodiversità, che corrisponde all'obiettivo strategico 2, un'Europa più verde. All'interno di questa priorità si è deciso di concentrarsi innanzitutto sull'obiettivo specifico 2.4, dedicato al cambiamento climatico. Gli ambiti di intervento sono le misure di protezione civile per la gestione dei rischi, i sistemi per l'adattamento ai cambiamenti climatici e le misure di sensibilizzazione verso i cambiamenti climatici. Di seguito, sempre all'interno della priorità 2, si è poi deciso di concentrarsi anche sull'obiettivo specifico 2.7, dedicato alla biodiversità, che si esplicita nell'ambito di intervento di protezione dell'ambiente e rafforzamento della biodiversità. Procedendo troviamo la priorità 3, dedicata al turismo sostenibile e culturale, che corrisponde all'obiettivo strategico 4, un'Europa più sociale. All'interno di questa priorità si è deciso di concentrarsi sull'obiettivo specifico 4.6, dedicato alla cultura e al turismo, e che, come appunto è stato detto anche prima, sono settori fortemente provati dall'emergenza pandemica, e in particolare in questo caso sull'ambito di intervento turismo sostenibile e culturale. Di seguito passiamo alla priorità 4, dedicata allo sviluppo locale, che corrisponde all'obiettivo strategico 5, un'Europa più vicina ai cittadini. All'interno di questa priorità si è deciso di concentrarsi sull'obiettivo specifico 5.2, dedicato allo sviluppo locale attraverso lo strumento del CLLD, che è uno strumento che è già stato utilizzato nell'attuale programmazione. Gli ambiti di intervento individuati al momento dal programma sono il turismo, la cultura, il multilinguismo e gli smart villages. Comunque, insieme a questi o in luogo di questi, le strategie CLLD potranno identificare ulteriori ambiti tematici. Per ulteriori aspetti del CLLD farò un approfondimento in seguito. Passiamo infine alla priorità 5, che è dedicata alla riduzione degli ostacoli transfrontalieri e che corrisponde all'obiettivo specifico Interreg, una migliore governance della cooperazione, e su cui faccio subito un veloce focus. In questa priorità il programma intende sostenere l'individuazione e lo sviluppo di governance che a livello regionale e locale aiutino ad affrontare e superare le barriere presenti nel territorio, soprattutto quelle amministrative e giuridiche. Per superare gli ostacoli transfrontalieri è infatti necessario attivare processi di governance multilivello attraverso il coinvolgimento dei decisori sia di livello locale sia di livello regionale e nazionale. In questo processo i GECT giocheranno un ruolo chiave unitamente a numerosi altri soggetti in base alla specificità degli ostacoli da ridurre o eliminare. L'individuazione degli ostacoli transfrontalieri sarà svolta in modo continuo attraverso l'ascolto del territorio. Al momento il programma ha individuato a titolo di esempio nell'ICT e nella digitalizzazione nelle PA, nella salute e nella digitalizzazione delle cure sanitarie e nella mobilità e nella digitalizzazione dei trasporti alcuni ambiti tematici in cui sussistono ostacoli transfrontalieri. Come poi potete vedere, il budget indicativo del programma al momento attribuisce quasi 28 milioni di euro alla priorità 1, che è quella dedicata all'innovazione alle imprese, quasi 27 milioni di euro alla priorità 2, dedicata al cambiamento climatico e alla biodiversità,
oltre 21 milioni di euro alla priorità 4 dedicata allo sviluppo locale, oltre 12 milioni di euro alla priorità 3 dedicata al turismo sostenibile e culturale e oltre 8 milioni di euro alla priorità 5 dedicata alla riduzione degli ostacoli transfrontalieri. Per supportare gli interventi nei diversi ambiti tematici, il programma individua 4 principali tipologie di azione, non tutte necessariamente presenti in ogni priorità. Innanzitutto le azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione. Quindi la formulazione e o attuazione di policy a livello transfrontaliero. Poi lo sviluppo, adozione e trasferimento di tecnologie know-how e buone pratiche e per chiudere la preparazione e avvio di investimenti materiali e infrastrutturali. Come anticipato, vi presento ora un focus sul CLLD contenuto nella priorità 4 dedicata allo sviluppo locale. Come potete vedere dalla cartina, nel periodo 14-20 il programma ha selezionato 4 strategie CLLD, tra cui la strategia relativa all'area Europen, che corrisponde alle aree di competenza dei GAL Euroleader, Open Leader e Region Hermagor. Per il 21-27 il programma ripropone dunque lo strumento del CLLD in continuità con il periodo precedente, ma con alcuni elementi di novità. Il programma approverà e implementerà le strategie attraverso un processo strutturato. Ogni strategia gestirà un fondo piccoli progetti, che sono progetti caratterizzati dall'avere un budget fino a 50.000 euro. E in questa priorità potranno essere comunque presentati anche progetti con budget fino a 200.000 euro. I territori CLLD individueranno autonomamente i propri ambiti prioritari di intervento, inserendoli nelle proprie strategie e facilitando con ciò il meccanismo di raccolta dei fabbisogni dal basso. Come detto poi in precedenza, nel quadro dell'autonomia strategica delle aree CLLD, il programma illustra già alcuni ambiti di intervento come il turismo, la cultura, il multilinguismo e gli smart villages, in cui la recente esperienza suggerisce di concentrarsi. Si evidenzia che le aree CLLD in questa programmazione potranno avvalersi dell'approccio delle aree funzionali, coinvolgendo in questo modo soggetti esterni al loro territorio. Poi per quanto riguarda le tempistiche, si prevede di inoltrare formalmente il programma alla Commissione europea a gennaio 2022 e di vederselo approvare in tempi piuttosto rapidi, sperabilmente entro aprile 2022, anche prima quindi dei 5 mesi previsti come tempo massimo dai regolamenti. Questo dovrebbe permettere, a seguito della nomina del Comitato di Sorveglianza, di pubblicare i primi bandi già tra l'estate e l'autunno 2022. Io avrei finito. Per ulteriori informazioni restiamo a disposizione come unità di coordinamento regionale, qui trovate tutti i nostri contatti e a questo proposito sono anche consultabili ovviamente le pagine dedicate al programma sia sul sito della regione sia sul sito del programma stesso. Grazie per l'attenzione. Bene, grazie Michela. Io a questo punto faccio una comunicazione di servizio alle colleghe, nel senso che purtroppo non posso moderare il proseguio delle attività, per cui seguiamo la scaletta, nel senso che ogni collega dà poi la parola alla collega successiva in maniera semplice. Mi scuso ancora, ma purtroppo devo partecipare ad una riunione della Conferenza delle Regioni e vengono sempre anticipate, posticipate ed è veramente difficile avere delle scalette giornaliere. Comunque vi ringrazio e sono sempre ovviamente insieme al mio servizio a disposizione per qualsiasi ulteriore domanda anche a seguito dell'evento di oggi. Per cui passo la parola a Sara Tesi per un altro programma che ha visto la sua prima programmazione nella 14-20 e che si andrà a consolidare nel 21-27 Italia-Croazia. Grazie Sara, prego. Grazie Sandra. Un attimo, attiviamo le slide. Chiedo magari alle colleghe di confermarmi che si vedono correttamente. Sì. Ok. Sì? Benissimo.
Allora, parliamo di Italia-Croazia, altro programma transfrontaliero. Innanzitutto devo dirvi che rispetto a Italia-Slovenia e Italia-Austria abbiamo iniziato con i lavori della task force molto tardi, abbiamo iniziato a dicembre del 2020, ma da un certo punto di vista siamo stati fortunati perché rispetto agli altri eravamo un po' più rodati a lavorare da remoto online, di sicuro partecipando anche alla task force Italia-Slovenia. So che su Italia-Slovenia il primo periodo è stato complesso perché nessuno di noi era abituato a lavorare a un processo così complesso, con dei negoziati così complessi da remoto, e quindi non è stato facile. Abbiamo iniziato tardi, ma abbiamo concluso la scorsa settimana la 10ª seduta della task force. Come Regione Friuli Venezia Giulia siamo parte della delegazione italiana e siamo anche copresidenti del Comitato Nazionale Italia-Croazia previsto dal PAC CTE, per cui il nostro ruolo all'interno della task force è sia quello di ovviamente portare le istanze della nostra regione, ma anche quello di rappresentare il Comitato Nazionale in cui siedono le varie regioni coinvolte. Abbiamo iniziato a dicembre dell'anno scorso, ma avevamo iniziato diciamo dei gruppi di lavoro informali già qualche mese prima. Come si è detto, il programma Italia-Croazia è un programma transfrontaliero marittimo, e quindi avevo pensato, per non rendere la mia presentazione troppo noiosa, di iniziare con una slide che diciamo rappresenta il fulcro del nostro programma, cioè il nostro mare, il nostro Adriatico. La dimensione marittima è stata fondamentale nel negoziato svolto dalla delegazione italiana e dalla delegazione croata, e quindi con questa foto voglio confermarvi che il tema e il fulcro del programma 21-27 sarà la Blue Economy e tutto ciò che è legato al Green Deal europeo in modo trasversale nei vari OP. Per quanto riguarda l'area di programma, per fortuna la nostra regione non viene intaccata, quindi tutte le province rientrano come area ammissibile. Abbiamo ancora un'incognita che è quella di Lecce e Brindisi. La desk officer della commissione nella seduta che abbiamo avuto giovedì scorso ci ha confermato che possiamo comunque trasmettere la bozza di programma, cioè la bozza di programma che abbiamo elaborato. Ovviamente abbiamo considerato che Lecce e Brindisi siano aree ammissibili, ma attendiamo ancora ufficialmente la decisione della commissione. Nel frattempo comunque ci è stato detto che possiamo mandare la prima bozza di programma al vaglio, per cui noi abbiamo lavorato considerando che non ci siano tagli all'area di programma prevista. Per quanto riguarda gli obiettivi sui quali abbiamo lavorato con una prima valutazione strategica territoriale, poi ovviamente con una serie di consultazioni, per quanto riguarda l'OP1, gli obiettivi specifici individuati sono l'obiettivo 1.1, sviluppare e migliorare le capacità di ricerca e innovazione e l'adozione di tecnologie avanzate, e l'obiettivo specifico 1.4, sviluppare competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità. Questo è quello comparato, cioè come il PNRR, missione 1, 2, 3, 4 va a incrociarsi
C'è un microfono aperto, per cortesia. Grazie Ginetta. Per quanto riguarda l'OP2, che ovviamente è un obiettivo importantissimo, oltre che obbligatorio nel nostro programma, gli obiettivi specifici individuati sono il 2.4, promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione del rischio di catastrofi, la resilienza. La prevenzione dei rischi era un tema prioritario anche nella scorsa programmazione e per cui su questo obiettivo andremo anche a capitalizzare gli interventi realizzati già nella scorsa programmazione, questo è sicuro. Per quanto riguarda l'obiettivo specifico 2.7, l'altro obiettivo, appunto il 2.7, migliorare la protezione e la conservazione della natura, della biodiversità, le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, oltre che ridurre le forme di inquinamento. Anche qui andremo sicuramente a capitalizzare tutta una serie di interventi in cui siete stati coinvolti in varie progettualità durante questa programmazione. L'obiettivo, l'OP3, un'Europa più connessa, un altro degli obiettivi importanti sui quali lavorare nella programmazione 21-27 per il programma Italia-Slovenia per migliorare la connettività. L'obiettivo specifico è il 3.2, sviluppare e migliorare la mobilità sostenibile, resiliente, intelligente e intermodale, compreso tutto quello che è legato anche alle reti TEN-T. Obiettivo 4, l'OP4, su questo abbiamo individuato come obiettivo specifico il 4.6, quindi valorizzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, l'inclusione sociale e l'innovazione sociale. Ovviamente dopo il periodo pandemico sicuramente ci sarà molto da fare, oltre che a capitalizzare quello che è stato fatto nella precedente programmazione, ci sarà molto da fare per sostenere le piccole e medie imprese che lavorano in questi settori. Per quanto riguarda quindi l'obiettivo specifico 1.1, le sfide individuate sono la 1 e la 2, quindi quello di concentrarsi sulle capacità di ricerca per attivare il trasferimento tecnologico nell'ambito della Blue Economy, attivando quindi rafforzando il dialogo tra gli ecosistemi, tra gli attori della cosiddetta quadrupla elica e la sfida numero 2, attrarre e mantenere i giovani ricercatori in loco e prevedere appunto progetti di ricerca transfrontalieri. Per quanto riguarda l'obiettivo specifico 1.4, le sfide individuate invece sono state la 6 e la 7, rafforzare le piccole e medie imprese. Su questo vi accennerò anche dopo a un'iniziativa che è ancora work in progress, ma che sembra molto interessante per il sostegno alle piccole e medie imprese. E la sfida 7, rafforzare quella che è la governance relativa alla specializzazione intelligente. Per quanto riguarda invece l'Europa più verde, l'obiettivo specifico 2.4, le sfide individuate sono la 12 e la 13, migliorare la base di conoscenze sul monitoraggio e l'adattamento ai cambiamenti climatici e migliorare l'efficacia del processo di protezione civile attraverso una cooperazione più intensa. Su questo appunto si è già lavorato molto nella scorsa programmazione, ma si intende rafforzare il partenariato già esistente. Per quanto riguarda l'obiettivo specifico 2.7, la sfida individuata
è quella di migliorare le conoscenze e il sistema di monitoraggio delle politiche relative alla tutela della biodiversità e alla lotta all'inquinamento. Obiettivo specifico 3.2, le sfide sono la 18 e la 20, quindi migliorare la capacità, l'intermodalità dei porti, rendendoli più efficaci, più integrati, più sicuri, più sostenibili e più innovativi con maggiori strumenti ICT a disposizione. Intermodalità che poi riguarda anche il retroporto e quello che è il cosiddetto Interland. L'altra sfida invece è quella di stabilire collegamenti trasfrontalieri più rapidi e sostenibili. Si parla sia di reti TEN-T, ma si parla anche e soprattutto della mobilità locale e regionale, che tra l'altro sono fondamentali per lo sviluppo anche di tutto quello che riguarda il turismo e l'attrattività di questi territori che si affacciano sul mare Adriatico. Obiettivo specifico 4.6, le sfide sono individuate sono la 29, la 30 e la 31. Quindi riguardano appunto il settore turistico e in particolare la diversificazione e destagionalizzazione e delocalizzazione dei flussi turistici, la promozione di offerte integrate di turismo sia costiero, ma con un occhio anche a tutte quelle mete meno conosciute dell'entroterra, e migliorare e modernizzare tutto quello che riguarda le linee strategiche locali sulla valorizzazione del patrimonio culturale. Novità, innovazioni per questa programmazione, come si è detto, si parla di better governance, quindi di ISO 1. Per quanto riguarda il programma Italia-Croazia, ovviamente questo tipo di obiettivo è meno evidente, cioè meno rilevante rispetto a programmi terrestri come sono Italia-Slovenia, perché alcuni cross-border obstacles sono meno evidenti, ma ciò non vuol dire che non esistano. Su come impostare nel programma Italia-Croazia le azioni nell'ambito di questo obiettivo è qualcosa che si sta ancora discutendo, ma sicuramente ci sono degli ostacoli sia giuridici che amministrativi che riguardano nello specifico i settori marittimi coperti dal nostro programma, per cui per tutto quello che riguarda la pesca, la gestione dei rischi, la pianificazione territoriale marittima, ci sono sicuramente delle criticità che possono essere risolte attraverso il programma. Quindi, ovviamente nell'ambito del nostro programma Italia-Croazia si tratta di fare innanzitutto un'analisi di quali sono questi ostacoli e quali sono gli strumenti migliori per superarli. Su questo ovviamente vi potremo aggiornare più in là, perché è qualcosa su cui si sta ancora discutendo. Altra novità di questo programma appunto sono sia i piccoli progetti che la possibilità di attivare uno Small Project Fund. Su questo la delegazione croata forse era un po' meno entusiasta rispetto a noi, in quanto considera importantissimo in questa programmazione puntare su operazioni di importanza strategica. Il negoziato si concluderà a breve, per cui stiamo lavorando appunto a queste ultime decisioni da prendere congiuntamente tra le due delegazioni. Per quanto riguarda le operazioni di importanza strategica, come
appunto si era accennato, anche nel programma Italia-Croazia si sta pensando all'istituzione di una facility, una sorta di cascade funding come quelle usate comuni nel programma Horizon, per appunto sostenere le piccole e medie imprese nei vari settori previsti dagli obiettivi specifici del programma, per cui su questo vi aggiorneremo appena la task force avrà preso delle decisioni definitive. Per quanto riguarda il budget, di giovedì scorso la decisione su i vari scenari, sullo scenario migliore rispetto a quelli che sono gli obiettivi specifici individuati. A livello di dotazione finanziaria, per gli obiettivi di policy sono previsti 162.002 milioni di euro di FESR, mentre il restante verrà dedicato all'assistenza tecnica. Gli scenari che erano stati individuati in task force erano 3. Il primo era uno scenario di continuità rispetto alla programmazione precedente. Il secondo era uno scenario focalizzato sulla massima concentrazione come prevista dai regolamenti. E il terzo scenario è uno scenario in cui si trova, diciamo, una soluzione equilibrata tra le due. Giovedì scorso le due delegazioni si sono trovate d'accordo da subito sulla scelta dello scenario C, sul terzo scenario, perché lo scenario di continuità non era adatto sicuramente a soddisfare quella che è la nuova visione del programma e quelle che sono i nuovi strumenti individuati, come possono essere quelli dell'SPF, dello Small Project Fund o gli interventi strategici, mentre lo scenario della massima concentrazione penalizzava alcuni settori che invece devono essere maggiormente supportati, come sono quelli dei trasporti e del turismo nella prossima programmazione. Quindi lo scenario 3 che vi mostro ora è stato considerato quello più equilibrato, ricomprendendo sia tutti gli elementi di opportunità che sono stati rilevati sia attraverso l'analisi territoriale che attraverso le consultazioni transfrontaliere, ma in parte anche riesce a capitalizzare quella che è stata la programmazione 14-20. Quindi come potete vedere, per quanto riguarda l'obiettivo l'OP2 avrà la maggior concentrazione di fondi, come appunto previsto anche dal regolamento, ma c'è un buon equilibrio anche sulle dotazioni finanziarie previste per l'OP3 e per l'OP4. Per quanto riguarda le tempistiche, l'11ª task force è prevista il 15 dicembre, l'obiettivo appunto è quello di arrivare il 15 dicembre a prendere le ultime decisioni e chiudere la bozza di programma da inviare subito dopo alla Commissione. Come previsto appunto l'approvazione dovrebbe avvenire nel primo semestre del 22 e ci si auspica appunto di poter
chiudere tutta la parte procedurale ed avviare le prime call all'inizio del 23. Per qualsiasi informazione c'è già una sezione dedicata del sito del programma Italia-Croazia. Oltre a Sandra Sodini e a me resta a disposizione anche la collega Martina Di Piazza, che è oggi collegata, e qualsiasi domanda lascio la parola intanto alla collega Francesca Spirito e poi alla fine della sessione, se avete domande, sono qui. Grazie. Sì, grazie. Buon pomeriggio a tutti. Vi chiedo un attimo di momento tecnico per caricare la mia presentazione del programma Spazio Alpino. Allora, lancio la condivisione. Chiedo gentilmente di darmi una conferma. Sì, si vede bene. Però Faccio attiva la partire presentazione. Sì. Ecco. Vabbè, vedete anche quella successiva. Va bene così? Si può partire? Allora, il programma Interreg Spazio Alpino finanzia progetti di cooperazione transnazionale di 7 paesi alpini. Il programma include una popolazione di circa 88 milioni di abitanti della regione alpina e si rivolge, come gli altri programmi Interreg, a futuri appunto potenziali beneficiari che sono autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale, istituti di istruzione superiore, nonché imprese, ONG e associazioni. Come vedete, per la programmazione 21-27 il programma Spazio Alpino ha cambiato il suo logo e ha cambiato anche il motto Mountains Shape Our Region, Ideas Shape Our Future. Come appunto le montagne modellano, formano le nostre regioni, le idee possono formare e modellare il nostro futuro. Brevemente l'area di programma rimane sostanzialmente la stessa della precedente programmazione. Come dicevo, comprende 7 stati partner, che sono Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia e anche 2 paesi extra Unione Europea, Svizzera e Liechtenstein. Qua trovate tutte le regioni, ho riportato in particolare quelle francesi e tedesche. Per quanto riguarda l'Italia, fanno parte del programma la Lombardia, che è anche contact point nazionale, il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta, il Piemonte e la Liguria. Introduco brevemente la macrostrategia EUSALP perché forse una delle principali novità della nuova programmazione è questo rapporto sempre più stretto tra la macrostrategia EUSALP e il programma Spazio Alpino, che appunto dovrebbe contribuire alla realizzazione degli obiettivi di EUSALP. La macrostrategia nasce appunto da un accordo siglato da Italia, Francia, Germania, Austria e Slovenia e gli stati appunto extraeuropei di Svizzera e Liechtenstein, e ricordo che è una macrostrategia e quindi non ha fondi a sé, ma per raggiungere i propri obiettivi deve utilizzare i fondi in particolare della programmazione Interreg, ma auspicabilmente anche mainstream tramite l'embedding. Ricordo che il 2022 sarà l'anno di presidenza italiana e in particolare si sono candidate le province autonome di Trento e Bolzano. E per quanto riguarda gli obiettivi della presidenza italiana di EUSALP,
sono appunto molto in linea con il programma Spazio Alpino. Ricordo solamente, ad esempio, la creazione della la regione alpina a zero emissioni, la riduzione del consumo appunto di energia, ma anche la decarbonizzazione del sistema energetico, attraverso una progressiva sostituzione delle risorse fossili con quelle, rinnovabili, di cui anche il tema cardine appunto della macrostrategia, che è l'idrogeno, e appunto affrontare il cambiamento climatico, in particolare per quanto riguarda lo spatial planning, la pianificazione territoriale e anche la cooperazione nella gestione del rischio. E appunto favorire lo sviluppo degli smart villages. Qua vi ho lasciato il sito ufficiale dedicato alla macrostrategia, e vedremo in seguito che proprio una priorità del programma Spazio Alpino, che è la priorità 4, è proprio dedicata a migliorare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate ad attuare EUSALP. In breve ho riassunto diciamo i gruppi di azione che appunto fanno parte della governance della macrostrategia. Brevemente il gruppo AG1 è il gruppo che mira a sviluppare un ecosistema efficiente di ricerca e innovazione. Il gruppo AG2, e se andiamo a vedere un attimo nel dettaglio anche le azioni che sono state sviluppate dal gruppo, ad esempio il gruppo AG1 in primo luogo mira a promuovere progetti di ricerca applicata per la mappatura della governance in materia di ricerca e sviluppo, e anche le mappature dei centri di ricerca e laboratori nello spazio alpino. Questo soltanto per citare alcune azioni che si sono portate avanti negli ultimi anni all'interno della macrostrategia. Il gruppo di azione 2: incrementare il potenziale economico dei settori produttivi strategici. Si è appunto focalizzato in particolare nella costruzione di nuove catene del valore attraverso la cooperazione dei cluster, e facilitare l'accesso anche alla digitalizzazione per le piccole e medie imprese attive nelle catene di valore della bioeconomia, ad esempio. La G3 che mira a migliorare l'adeguatezza del mercato del lavoro, della formazione e dell'istruzione nei settori strategici. Si è dedicato in particolare alla promozione del sistema duale di formazione e lavoro per i giovani nello spazio alpino, e anche la partecipazione dei giovani nella macrostrategia. Il gruppo di azione 4 ha come fine quello della promozione dell'intermodalità e interoperabilità del trasporto passeggeri e merci, e quindi si è focalizzato nell'attuazione di politiche dei collegamenti intermodali di trasporto, con un focus particolare sia sui sistemi di pedaggio sia sulla facilitazione dei flussi di transito transfrontaliero. Poi abbiamo il gruppo di azione 5 a cui partecipa sempre la regione Friuli Venezia Giulia, connettere le persone attraverso l'applicazione delle ICT, quindi, e promuovere l'accessibilità ai servizi pubblici, che mira quindi sia a migliorare la connettività transfrontaliera e la digitalizzazione, sia alla creazione di un sistema di smart villages, di villaggi alpini. Poi la regione partecipa anche al gruppo di azione G9, rendere il territorio una regione modello per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile, e appunto in quest'ultimo periodo si è focalizzato all'incremento in particolare dell'efficienza energetica delle imprese che operano nell'area alpina, e in particolare appunto lo sviluppo dell'idrogeno. Tra l'altro sicuramente sono collegati alcuni colleghi, alcuni rappresentanti della macrostrategia che saluto, e
e a cui si possono chiedere approfondimenti. Allora, andiamo al nostro programma Spazio Alpino in sintesi. Vediamo che la maggior parte delle risorse FESR sono concentrate sulle prime due priorità, che sono la priorità 1, Regione Alpina Verde e Resiliente al clima, e la priorità 2, una regione alpina neutrale alle emissioni di carbonio e sensibile alle risorse. Per quanto riguarda la priorità 1, abbiamo la promozione all'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione dei rischi e la resilienza ai disastri. Non vi ho elencato per non annoiarvi tutte le possibili azioni che si possono portare avanti, ma si può dire che i segni del cambiamento climatico richiedono azioni urgenti in questo settore, come il sostegno allo sviluppo di contesti interregionali e transnazionali, approcci di gestione congiunti e servizi che promuovono la prevenzione del rischio e la resilienza alle catastrofi, quindi in particolare in ambiente montano. Un altro esempio di azione è l'istituzione di servizi climatici per la promozione della resilienza della regione alpina e anche lo sviluppo di attività pilota per diversi tipi di territori in regioni altamente colpite ed esposte. Ad esempio ambienti di alta quota con riduzione dei ghiacciai, regioni invece regioni colpite da siccità, eccetera. Per quanto riguarda l'altro obiettivo specifico, il miglioramento della protezione e della prevenzione della natura e della biodiversità, come azioni posso citarne alcune. Ad esempio si mira a costituire delle reti multifazionali di infrastrutture green e nature-based solution e una gestione sostenibile, tutte quelle azioni che portano appunto a una gestione sostenibile dell'uso del suolo, dello sviluppo di insediamenti rispettosi del clima, protezione del suolo e attività integrate per far fronte agli impatti della gestione dell'energia, in particolare energia idroelettrica e le reti energetiche sugli ecosistemi e la biodiversità, nonché azioni di comunicazione e sensibilizzazione su questi temi. Andando poi alla priorità 2, quindi l'obiettivo specifico della promozione dell'efficienza energetica, il programma mira a sviluppare delle soluzioni post carbonio essenzialmente e orientate alla sufficienza. Quindi cosa si vuole ottenere? Si vuole ottenere delle azioni pilota per diversi tipi di territori in ambiti quali appunto la pianificazione territoriale, l'edilizia residenziale, azioni di scambio di conoscenze, buone pratiche, attività di ricerca e sviluppo e miglioramento delle politiche sulla povertà energetica. Passiamo poi all'obiettivo specifico che mira a promuovere la transizione verso un'economia circolare. Esempi di azioni collegate a questo obiettivo specifico hanno a che fare col concetto appunto di economia circolare, quindi concetti dalla culla alla culla, cicli di materiali e catene del valore che prevedano riciclaggio, upcycling, la riduzione dell'uso e il consumo dei materiali, l'utilizzo di prodotti biologici e regionali di alta qualità e la riduzione della plastica e la riduzione e la valorizzazione dei rifiuti in genere. Poi abbiamo la terza priorità che come vedete ha un po' meno risorse, però è stata comunque inclusa per fortuna in questa nuova programmazione, che riguarda l'innovazione e la digitalizzazione, però sempre collegata al green. Quindi abbiamo l'obiettivo specifico del miglioramento della capacità di ricerca e innovazione
e come azioni, in particolare il programma vuole affrontare i divari di innovazione che si hanno nella regione dello spazio alpino tra le aree urbane e le aree non urbane, e il rafforzamento dei collegamenti urbano-rurali, quindi colmare questi squilibri territoriali, soprattutto appunto dal punto di vista della ricerca e innovazione, e mitigare gli impatti sociali e ambientali negativi di questi squilibri territoriali. L'innovazione dovrebbe essere applicata anche ai servizi di interesse generale, e quindi anche nell'ambito sanitario, medico e anche del turismo sostenibile, e azioni di sostegno e sviluppo ai cluster. Poi abbiamo anche la parte della digitalizzazione, che è rivolta sostanzialmente ai cittadini e alle aziende, nonché alle pubbliche amministrazioni. Esempi di azione, possiamo nominare ad esempio la riduzione degli squilibri territoriali, ma portando avanti il concetto degli smart villages e delle smart cities, e l'accompagnamento alle piccole e medie imprese alla trasformazione digitale. Poi, come dicevo prima, la priorità 4, quindi una regione alpina sviluppata e gestita in modo cooperativo, è dedicata al miglioramento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti che partecipano alla macrostrategia EUSALP. Quindi è una priorità dedicata alla macrostrategia EUSALP. Brevemente il budget, abbiamo in termini di FESR in totale 107 milioni di euro, per un tasso di cofinanziamento del 75%, con cui lungo l'arco della programmazione si stima di finanziare circa 100 nuovi progetti. E questa è un'altra novità, divisi tra classical projects, progetti classici, e small scale. Abbiamo già detto che i progetti di piccola scala hanno durata più breve e meno partner, però possono essere molto utili sia nel caso di capitalizzazione dei risultati, sia nel setting the scene. Mentre i progetti classici avranno durata fino a 36 mesi per appunto aumentare la loro efficacia e essere indirizzati sul policy cycle. E abbiamo alcune novità che immagino poi saranno illustrate ancora meglio dalla mia collega, la dottoressa Nazzi. Ma posso solo brevemente nominare ad esempio le flat rate per le spese di trasferta, e anche le opzioni di costo semplificate che sono favorite in questa nuova programmazione. Allora, abbiamo detto prima che la bozza finale del programma è già stata inviata alla Commissione europea per l'approvazione finale, che è prevista entro i primi mesi del 2002, sperabilmente febbraio 2002. Vi raccomando di partecipare all'Info Day nazionale, organizzato dopodomani, il 18 novembre, a Milano, sia in presenza sia online. Naturalmente, vista la situazione, consiglio la partecipazione online, e anche all'evento di kick-off ufficiale del programma, che si terrà il 22 e il 23 novembre a Salisburgo. Il lancio del primo bando è previsto a brevissimo, quindi proprio nei prossimi giorni, e sarà pubblicato sul sito ufficiale del programma. Nel sito ufficiale del programma trovate già tutta la documentazione di massima, nonché la bozza definitiva
del programma. Il bando appunto avrà un disclaimer all'inizio che indica che non si tratta ancora della versione definitiva approvata dalla Commissione europea, ma si è voluto comunque dare la possibilità ai futuri beneficiari di avere già un primo bando. Le calls saranno aperte regolarmente per tutte le due categorie di progetti, quindi sia small scale che classici. Quelli classici avranno una procedura a 2 step, quindi ci sarà una prima parte dell'application form semplificata e un'altra più nel dettaglio delle proposte progettuali più promettenti. Vi lascio i contatti utili, quindi il sito ufficiale del programma. Ricordo che le autorità di gestione e il segretariato congiunto si trovano a Solisburgo in Austria e che il contact point e vi lascio anche appunto il sito del contact point in Italia, che è la regione Lombardia. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a farmi domande, a contattarmi per ogni dubbio. Quindi passo ora la parola alla collega Ginetta Nazzi. Bene, grazie Francesca. Allora, vediamo di recuperare un po' il tempo. Allora, adesso condivido. Chiedo alle colleghe se... Si vede perfettamente. Sì, perfetto. Ok, perfetto. Allora, visto lo sforamento di oltre mezz'ora sull'agenda, vedrò di andare piuttosto velocemente. Allora, io vi presenterò le novità del nuovo programma Euromed 21-27. Questa è una cartina dell'area geografica, dell'area programma, che come vedete nella slide comprende delle novità rispetto al programma 14-20, nel senso che ci sono in questa nuova programmazione gli ingressi di Bulgaria e Macedonia del Nord. In più ci sono nuovi territori che riguardano la Spagna. Quindi complessivamente 14 paesi, 10 paesi UE più 4 paesi candidati IPA. E come vedete un'area vastissima che si estende per circa il 25% dell'Unione Europea. Ecco, qui vi ho fatto subito una slide riassuntiva di quello che sarà il nuovo programma Euromed, che avrà un obiettivo generale, che è quello di contribuire alla transizione verso una società climaticamente neutra e resiliente per combattere l'impatto dei cambiamenti globali sulle risorse del Mediterraneo, garantendo nel contempo una crescita sostenibile al benessere dei suoi cittadini. Come avete già sentito, diciamo, tutta la programmazione UE 21-27 ovviamente sarà molto focalizzata sui temi del Green Deal europeo, quindi molto focalizzata appunto sui temi della sostenibilità ambientale. Quindi come sarà strutturato il futuro programma MED? Allora, innanzitutto ci saranno 4 missioni. La prima missione è rafforzare un'economia sostenibile e innovativa che concretamente diciamo, corrisponde all'obiettivo strategico 1 dei regolamenti, cioè un'Europa più smarter Med. La seconda missione è invece una delle, diciamo, 2 missioni ambiente, proteggere, ripristinare e valorizzare l'ambiente naturale e il patrimonio. La terza, promuovere gli spazi abitativi sostenibili, cioè le Green Living Areas, e la quarta sarà una missione trasversale che intende, che è tesa, diciamo, alla promozione del turismo sostenibile.
Il programma, per seguire diciamo, quella che è stata la presentazione anche delle altre colleghe, si focalizzerà sui 4 obiettivi specifici che qui vedete evidenziati, quindi l'obiettivo specifico 1, cioè sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca, innovazione e introduzione di tecnologie avanzate. E per quanto riguarda l'obiettivo strategico 1 e per quanto invece riguarda l'obiettivo strategico 2, cioè Greener Europe, su questi 3 obiettivi specifici, cioè la promozione di una transizione verso un'economia circolare ed efficiente, il rafforzamento della protezione e preservazione della natura, biodiversità, infrastrutture verdi, eccetera, e l'obiettivo che tende a promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofi, la resilienza, eccetera. Quindi il programma si concentrerà però anche su una terza priorità, che corrisponde all'obiettivo specifico Interreg, che è stato menzionato prima da Sandra Sodini, cioè l'ISO 1, e che corrisponde, diciamo, alla priorità Med Governance. E nell'ambito di questa priorità verranno finanziate delle azioni per supportare una migliore governance delle 4 missioni che vi ho precedentemente evidenziato. Per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto attuativo, cosa prevederà il programma? Prevederà queste 4, diciamo, tipologie di progetti. Progetti modulari, quindi di studio, di testing e di transfer, progetti strategici nell'ambito delle prime 2 priorità tematiche, cioè il Smarter Med e Greener Med, e progetti di governance che saranno i Thematic Community Project e gli Institutional Dialogue Project, che poi vi spiegherò più nel dettaglio. Per tenere, diciamo, tutta assieme questa struttura, il programma ha previsto una Result Amplification Strategy, che tra l'altro è già disponibile e dopo vi darò tutte le coordinate, che avrà, diciamo, l'obiettivo, perché con la parola d'ordine del 21-27 sarà, le parole d'ordine saranno capitalizzazione e coordinamento, quindi sostanzialmente, soprattutto con i progetti di governance, l'obiettivo è quello di coordinare il programma con altri programmi, ma anche con, diciamo, strategie già esistenti, quindi con EUSER, ma anche con WestMed ed anche con altri programmi Interreg. Qui vi ho dato un'ipotesi di budget. Diciamo che anche se le colleghe hanno già dato, diciamo, gli importi del budget, in realtà stiamo ancora attendendo gli implementing acts della Commissione europea riguardanti le geografie e il budget appunto dei futuri programmi. La pubblicazione dovrebbe avvenire entro, diciamo, gennaio 2022. Al momento, diciamo, ci sono dei draft che stanno circolando e, insomma, per quanto riguarda appunto un'ipotesi di budget FESR del programma MED, ad oggi si attesta sui 225.000 euro, però non è inclusa la dotazione IPA. E facendo seguito a quello che diceva prima Sandra Sodini, e cioè il rafforzamento della cooperazione esterna, come diciamo come effetto, quale effetto ci sarà? L'effetto è quello di una maggiore dotazione finanziaria per i paesi IPA. Quindi diciamo sia il programma MED ma anche l'Adrion avranno un aumento del budget proprio perché ci sarà un aumento della dotazione IPA. Ok, allora veniamo velocemente alle tipologie progettuali. Come vi anticipavo, ci saranno i progetti modulari che non saranno più, diciamo, multimodulo, ma saranno unimodulari. Però saranno previste delle fast lane, cioè sarà previsto attraverso dei bandi
diciamo, che sono già stati attuati nel 14-20, la possibilità di passare allo step successivo, cioè quindi per un progetto di testing sarà eventualmente possibile capitalizzare oppure diciamo attuare il mainstreaming sulla falsariga appunto delle call di transfer e mainstreaming del 14-20. Poi ci saranno anche progetti strategici territoriali, ne sono previsti 8 e si focalizzeranno su esigenze e sfide legate sia a temi strategici ma anche a specifiche tipologie di territori, cioè aree costiere, aree interne, eccetera. Quindi questi sono tutti elementi che ovviamente dovranno essere individuati nei futuri TORS. Poi ci saranno appunto i progetti di governance e quindi i thematic community projects, e ne saranno previsti 4, cioè uno per ogni missione, e questi sostanzialmente sono gli attuali progetti orizzontali. Che quindi partendo diciamo dall'esperienza 14-20 dovranno valorizzare diciamo i risultati dei progetti modulari, creando sinergie e coordinamento con ciascuna tra l'altro delle altre 4 comunità tematiche. Poi ci saranno anche gli Institutional Dialogue Projects, e qui sempre 4, che avranno, ecco, questi, diciamo, l'obiettivo di coordinare tutti quelli che sono le istituzioni, le reti nazionali ed europee, le autorità di gestione e le iniziative e strategie nel Mediterraneo, ad esempio appunto la strategia EUSAIR, la WestMed, l'Unione per la Mediterranea, eccetera. E quindi oltre a sostenere questo coordinamento dovranno anche supportare questo dialogo istituzionale tra queste autorità nazionali e sovranazionali e tra l'altro anche con stakeholder istituzionali al di fuori del programma. Infatti diciamo che è prevista una partecipazione a livello di partners associati anche di partner di fuori area programma. Ecco, come vi anticipavo prima, un elemento di novità del programma 21-27 è senz'altro rappresentato da questa strategia di amplificazione dei risultati, che tra l'altro è già pubblicata sul sito e che vi invito caldamente già a prenderne visione, in quanto in questa strategia in pratica vengono elencati tutti i task che i vari attori che diciamo sono coinvolti, no, nel processo di attuazione del MED dovranno svolgere, quindi dal comitato di sorveglianza, dal segretariato congiunto, dai punti di contatto nazionali, ma anche dai progetti di cooperazione sia modulari che strategici e dai progetti di governance, quindi thematic e institutional dialogue. Ecco, qui vi ho messo il link del sito istituzionale del programma, dal quale potete scaricare sia questa strategia ma anche la bozza del programma, dove tra l'altro potete anche diciamo visionare tutte le tipologie di azioni corrispondenti agli obiettivi specifici che prima vi ho elencato. Allora, il primo bando che partirà sarà il bando dei progetti di governance, cioè sia i tematici che gli Institutional Dialogue Projects. Qui vedete alcune prime caratteristiche: il bando uscirà a febbraio e rimarrà aperto per circa 2 mesi, avrà un budget di circa 36.000 euro, in quanto diciamo, ciascun tematico diciamo, avrà un budget di 5 milioni di euro e gli istituzionali di 4 milioni di euro. Saranno bandi ad uno step e avranno una durata di 80 mesi, cioè dureranno tutto l'arco del programma. E saranno previste delle revisioni periodiche, appunto perché essendo
progetti che dovranno capitalizzare, coordinare. È chiaro che dovranno essere costantemente monitorati e adattati, diciamo, alle esigenze che si potranno, diciamo, presentare. In questo bando, tra l'altro, verranno già utilizzati gli SCOS, cioè le flat rate e le lump sum, in particolare per quanto riguarda i travel accommodation, che saranno calcolati con una percentuale fissa al 15% per i paesi UE, il 22% per l'IPA, sugli staff cost e anche altre semplificazioni. La timeline, allora il 2 dicembre, ecco, questo segnatevelo, mi raccomando, ci sarà l'evento di lancio del programma e sarà sia in presenza che in web streaming, e qui vi ho messo il link per la registrazione che trovate sul sito ufficiale del programma. E quindi a gennaio 22 invio programma alla CE e anche la nuova piattaforma web. Tra l'altro il programma adotterà l'applicativo GEMS, che è stato, diciamo così, ideato nell'ambito di Interact e che molti programmi 21-27 utilizzeranno. E quindi a febbraio 22, come vi accennavo prima, ci sarà il lancio dei bandi di progetti di governance più l'evento transnazionale. Ad aprile e maggio si chiuderà il bando dei progetti di governance. A giugno poi è previsto il lancio del primo bando per progetti modulari. Chiusura a settembre 22. E già a ottobre-novembre ci dovrebbe essere la contrattualizzazione del primo bando dei progetti di governance. Ecco, io vi ringrazio per l'attenzione. Per qualsiasi domanda, dubbio o chiarimento, qui vi ho messo email e numero di telefono. Grazie a tutti. Allora, adesso do la parola nuovamente alla collega Francesca Spirito. Prego, Grazie. Francesca. Grazie Ginetta. Sì, torno io con la presentazione brevissima veramente del programma Central Europe, che tra l'altro si tratta del programma più avanzato, e il bando è uscito proprio ieri. Non so se riuscite a vedere la presentazione. Si vede? Sì, Sì. sì, dovresti metterla però in modalità full screen. Sì. Eccoci. Allora, il programma Central Europe 21-27 ha come finalità la creazione di un'Europa centrale che cooperi per diventare più intelligenti, più verdi e meglio connessi, secondo appunto gli obiettivi di policy che abbiamo visto all'inizio. Per quanto riguarda l'area di programma, ricordo che comprende regioni e città di 9 Stati membri e sono tutti membri dell'Unione Europea, quindi Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, con una serie di Länder che partecipano al programma, Ungheria, Italia. Per l'Italia abbiamo le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano. Abbiamo poi la Polonia, la Slovacchia e la Slovenia. Per la nuova programmazione si è aggiunta una nuova regione tedesca. Il programma comprende un territorio molto vasto, quindi di più di 140 milioni di persone, e comprende al suo interno delle differenze territoriali tra le grandi aree urbane industrializzate e aree più rurali e periferiche, e queste ed altre differenze sono state prese in considerazione nella stesura del nuovo programma. Qui non so se vedete bene, comunque anche il programma Central Europe come spazio alpino si fonda su 4 priorità. La differenza è che la priorità 3
è dedicata ai trasporti. Infatti in questa priorità si finanzieranno i progetti che migliorano i collegamenti di trasporto da regioni rurali e periferiche dell'Europa centrale e potenziano un trasporto che sia sostenibile, intelligente, intermodale, compresi i collegamenti ai corridoi TEN-T. Come abbiamo visto prima, invece per spazio alpino questa priorità non era considerata. Abbiamo poi la maggior parte delle risorse che sono sulla priorità 1 e 2. Quindi nella priorità 1 si finanzieranno progetti che migliorano le capacità di innovazione delle tecnologie avanzate e quelli che costruiscono capacità per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità, mentre nella priorità 2 si finanzieranno i progetti che affrontano le sfide ambientali e aiutano ad aumentare l'efficienza energetica e l'uso di energie rinnovabili e la mobilità urbana sostenibile. E infine abbiamo l'obiettivo specifico Interreg, che è la priorità 4, per l'aumento delle capacità delle autorità pubbliche per l'impostazione e l'attuazione delle strategie di sviluppo territoriale integrato. Sì, scusate, ho saltato, sono andata veloce e vedete che appunto il budget totale 224 milioni di euro FES circa, un po' di più. Per Francesca, tutte le scusa, quattro... non si vede Sì, la presentazione, non è condivisa. non vedete la presentazione? No. Allora esco e rientro. Ora? Adesso sì. Scusate, era saltato, ero arrivata alla diapositiva 3. Quindi dicevo il budget per un tasso di cofinanziamento dell'80%. Ho dei problemi di connessione, comunque proseguo. Quindi la priorità 1 è dedicata alla cooperazione per un'Europa centrale più intelligente e ha 2 obiettivi specifici che sono sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e innovazione, introduzione di tecnologie avanzate e sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente e la transizione industriale. Non vi nomino adesso tutte le azioni perché appunto il sito ufficiale del programma Central Europe è molto dettagliato e si trovano tutte le azioni, la bozza ufficiale del programma e tutti i materiali sul sito. E comunque vediamo che la maggior parte delle risorse è concentrata nella priorità 2, è un'Europa centrale più verde e abbiamo ben 5 obiettivi specifici in questa priorità che riguardano l'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, la promozione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la transizione verso l'economia circolare. Poi abbiamo la protezione e la preservazione della natura, biodiversità e infrastrutture verdi e la promozione della mobilità urbana multimodale e sostenibile. Poi la priorità 3 dedicata appunto ai trasporti e all'Europa centrale più connessa, che ha l'obiettivo specifico dello sviluppo e rafforzamento della mobilità locale, regionale e nazionale che sia intelligente, intermodale e resiliente ai cambiamenti climatici. La priorità 4 è appunto dedicata al miglioramento della governance per la cooperazione in Europa centrale e quindi finanzierà tutte le azioni che sono volte a meglio sostenere la governance della cooperazione. Dicevo prima che il programma Central Europe è il programma più avanzato e già ieri è stata pubblicata la prima call, il primo bando del nuovo periodo di programmazione 21-27 e sia l'application package che tutti il manuale eccetera sono già pubblicati sul sito del programma.
E ho visto già nella chat, quindi non mi dilungo, sono previste delle misure di assistenza come la Applicant Matchmaking Community, che è una piattaforma creata appunto per facilitare la ricerca di partner e la condivisione di idee progetto, molto, molto utile in questa fase. È previsto anche che possa essere richiesta una consulenza per le idee progetto. Per quanto riguarda sempre questa prima call, il budget è abbastanza elevato se vediamo il resto del programma. Adesso non ho fatto bene i calcoli, ma dovrebbe essere circa un 30-35%, quindi 72 milioni di euro FESR. È sempre 80% di cofinanziamento, e questa prima call copre tutte le 4 priorità e tutti i 9 obiettivi specifici, ed è prevista la procedura soltanto ad uno step. Il bando sarà aperto per 100 giorni. Come dicevo già prima, sul sito del programma abbiamo il manuale del programma e gli allegati, l'application package, che comprende terms of reference, l'application form, le declaration per il lead e i project partners, quindi veramente tutta la documentazione è già pubblicata. La chiusura del bando è prevista per il 23 febbraio 2022, e entro questa data si dovrebbe sicuramente avere l'approvazione finale del programma da parte della Commissione europea. Vi consiglio di segnarvi questa data, il 29 novembre, perché sarà organizzato l'Info Day nazionale a Venezia, e naturalmente sarà garantita la possibilità della presenza online, quindi segnatevi questa data per Central Europe 29 novembre. I colleghi della regione, vi lascio tutti i recapiti dei colleghi della regione Veneto, che è il contact point nazionale, che sono bravissimi e che si occupano appunto di assistenza tecnica, supporto nella ricerca di partner, consultazioni, organizzeranno anche incontri informativi e formativi più specifici, e si occupano anche di comunicazione e informazione su requisiti nazionali. E qui avete il link dell'applicant community che ho nominato poc'anzi, che è veramente utile per la ricerca di partner o la visualizzazione di idee progetto. Ecco, poi vi lascio anche i contatti del segretariato congiunto, l'autorità di gestione, che è la città di Vienna, e il link diretto al sito ufficiale del programma. E quindi vi ringrazio per l'attenzione, e adesso passerei la parola nuovamente alla collega Ginetta Nazzi Bene, per la grazie presentazione di Francesca. Adrion. Allora, condividiamo, ecco qua. Confermatemi se è tutto ok. Si vede perfettamente, si vede. Benissimo, grazie, grazie. Allora, anche su questa presentazione cercherò di andare veloce e di insomma darvi gli elementi essenziali. Allora, come immagino tutti sappiate, l'Italia partecipa a 2 strategie macroregionali, una è l'EUSALP, che è stata illustrata prima dalla collega Francesca Spirito, la seconda è EUSAIR, che è una macrostrategia, una strategia macroregionale che coinvolge 9 paesi, 4 UE e 5 non UE. Ecco, diciamo che tra gli elementi di novità c'è la richiesta di adesione da parte della Repubblica di San Marino, che ha fatto una richiesta ufficiale, e anche, diciamo, un interesse ad aderire da parte di Cipro, formalizzata nell'ambito della dichiarazione di Isola dell'11 maggio del corrente anno. Vabbè, come tutti immagino sappiate, il piano d'azione EUSAIR è sostanzialmente consiste in 4 pilastri: il pilastro della Blue Growth, il pilastro 1, il pilastro 2 è il pilastro, diciamo, trasporti,
Il pilastro 3 è il pilastro, diciamo, dell'ambientale, e il pilastro 4 è il pilastro del turismo sostenibile. Poi ci sono i temi orizzontali che vedete indicati più sotto. Questa, diciamo, è una slide che un po' fa la sintesi di quella che è l'attuale governance dell'EUSAIR, quindi c'è questo governing board che è, diciamo, il board di livello politico che è deputato, diciamo, alle decisioni più importanti, appunto, che riguardano la strategia macroregionale. Per quanto riguarda l'Italia, attualmente abbiamo questo Facility Point EUSER che fa capo alla Regione Marche. Ci sono questi 4 gruppi tematici, Thematic Steering Group, che corrispondono ai 4 temi della strategia, quindi la crescita blu, trasporti, qualità ambientale, turismo, e con tutti i referenti che qui sotto vedete indicati. E per tenere assieme tutto questo, diciamo, a livello poi nazionale abbiamo una cabina di regia nazionale che è composta dai ministeri, dal Focal Point Italia che afferisce sempre alla Regione Marche e alle regioni italiane, che è diciamo, coordinato dal Dipartimento Politiche di Coesione e dal MAECI, cioè il Ministero degli Affari Esteri, e dal Dipartimento delle Politiche Europee. Ecco, tutta diciamo, questa governance EUSAIR, diciamo, dovrebbe, ecco, essere finanziata anche per il 21-27 dal programma Adrion, del quale vi parlerò tra poco. Allora, ho voluto, diciamo, focalizzare questo mio, diciamo, intervento sull'EUSAIR parlandovi, diciamo, dell'elemento che, diciamo, caratterizza la programmazione 21-27, ossia l'embedding. L'embedding sostanzialmente è, diciamo, il processo di incorporazione delle principali, oddio, scusate, no, scusate perché mi è partito, adesso non so come tornare indietro, aiuto. Aiuto. Niente, adesso vabbè. Allora, l'integrazione delle priorità dell'EUSAIR, cioè i flagship, nei programmi della cooperazione territoriale europea e soprattutto anche nei programmi mainstreaming, cioè nei POR FESR, sostanzialmente nei POR FSE. Allora, per quanto riguarda l'Italia, diciamo, sono stati attivati dei processi sia per l'embedding a livello di programmi mainstream, cioè POR FESR, ed in particolare per quanto riguarda i POR FESR, l'Italia, ed in particolare la nostra regione, in collaborazione con le Marche e con il Dipartimento per la Coesione, ha, diciamo, cercato di favorire l'embedding di uno dei flagship approvato dal Governing Board, che è diciamo, il flagship della ciclovia Adriatico-Ionica. Per questo sono stati organizzati due eventi, un evento a dicembre 2020 transnazionale, nel quale sono stati chiamati a raccolta, diciamo, tutti i principali attori dei vari stati partecipanti per cercare di fare il punto sullo stato dell'arte di questa futura ciclovia. E a marzo di quest'anno la nostra regione, appunto, come vi dicevo, in collaborazione con le Marche e il Dipartimento Politiche di Coesione, ha organizzato il primo evento, il primo webinar, diciamo, tecnico, nel quale abbiamo riunito tutte le autorità di gestione italiane ed anche i servizi tecnici per cercare di fare il punto e quindi favorire il coordinamento degli interventi per attuare concretamente questo flagship EUSAIR. Per quanto riguarda gli altri flagship, il Dipartimento ci ha informato che adesso dovrebbero partire altre diciamo, azioni tese al coordinamento delle
autorità, ma qua mi parte da solo. Scusate, ho messo la modalità casuale e qua mi parte, vabbè. E quindi ci saranno altre azioni di coordinamento da parte del DPCOE. Per quanto riguarda l'embedding a livello di CTE, diciamo, sono stati attivati dei meccanismi di coordinamento coordinati diciamo sostanzialmente dall'Agenzia per la coesione territoriale in collaborazione con il nostro Facility Point ed in collaborazione anche con Interact. E quindi sono state, diciamo, chiamate a raccolta le autorità di gestione dell'area adriatico-ionica, quindi non solo Adrio, ma anche Italia-Croazia, Italia-Albania-Montenegro, Italia-Grecia, eccetera, per riuscire a fare un coordinamento tra i vari programmi per coordinare appunto in maniera come dire, concreta le azioni e con l'obiettivo sostanzialmente di attuare 4 flagship EUSAIR. Adesso non so se, vediamo, no. Scusate, non so come tornare indietro, dovrei, scusate che faccio, perché è importante, allora, no, mi riparte sempre da qua. E niente, vabbè. Allora, vabbè, sostanzialmente, vabbè, i 4 flagship EUSAIR saranno il flagship sulla Blue Economy, il flagship sui Green Ports, il flagship sull'ambiente e il quarto flagship sui percorsi, diciamo, culturali. Quindi voi vedrete in tutti i programmi, per esempio anche prima la collega d'Italia-Slovenia parlava appunto di un progetto strategico per l'attuazione diciamo, di EUSAIR. Ecco, questo è uno degli effetti, diciamo, di questo coordinamento che sarà evidente anche proprio all'interno dei programmi, e ci saranno delle sezioni specifiche e quindi anche dei TOR ovviamente, che diciamo saranno, diciamo, l'espressione concreta di questo coordinamento. Bene, e quindi sono stati, per fare questo, sono stati attivati questi Action Lab. Al momento ne sono stati realizzati 2, ne mancano altri 2 e l'ultimo si terrà a gennaio e sarà un evento pubblico e quindi aperto al pubblico. Passiamo ad Interreg Adrion 21-27. Questa è l'area programma. Eccoci qua, ovviamente l'area eleggibile coincide con EUSAIR e quindi Giocoforza Adrion è il programma di riferimento di EUSAIR e quindi sarà il programma che dovrà supportare la governance e il coordinamento degli interventi attraverso l'obiettivo ISO 1 di cui si è fatto accenno all'inizio del nostro webinar, e destinare, così come la previsione regolamentare, almeno l'80% del budget all'attuazione delle priorità di EUSAIR e quindi ovviamente ai flagship EUSAIR. Questa sostanzialmente, ecco, è la struttura del nuovo programma Adrion, che dovrebbe chiamarsi IPADRION 21-27. Non abbiamo ancora la conferma, però insomma ci dovrebbero essere questa IP iniziale Interreg Program. Quindi questi sono gli obiettivi strategici e specifici sui quali si focalizzerà, quindi l'1 è un'Europa più intelligente, il 2 Europa più verde, Europa più connessa, e il famoso ISO 1 che dovrà finanziare, come vi dicevo prima, tutta la governance della EUSAIR che vi ho evidenziato nella slide precedente.
Qui vi ho messo anche dei dati riguardanti il budget. Come potete vedere, ecco qui, per confermare quello che prima vi dicevo, la dotazione FESR, come vedete, cioè la dotazione IPA, è addirittura maggiore alla dotazione FESR. Questi sono ovviamente ancora dati assolutamente indicativi, perché appunto stiamo attendendo questi implementing acts che non saranno resi noti fino a inizio 2022. Allora, anche per il cofinanziamento siamo in attesa della famosa delibera CIPES, che sarebbe già dovuto essere pubblicata e che viene continuamente rinviata, ed è questa delibera CIPES che dovrebbe, diciamo, finanziare il 20% diciamo per quanto riguarda il cofinanziamento dei soggetti pubblici, e pare che ci sia in questo periodo di programmazione un allargamento anche al cofinanziamento dei soggetti privati, però qui punto di domanda. Allora, lo stato dell'arte di Adrion, allora, diciamo che la task force ha sinora approvato le azioni indicative di ciascun obiettivo specifico, collegandole appunto in particolare ai flagship EOSAIR. Purtroppo qui c'è uno scoglio, c'è l'ISO 1, nel senso che non si è ancora trovato a livello di programma un accordo su come attuare le azioni di supporto alla futura governance EOSAIR. Gli stati stanno ancora discutendo su varie proposte che sono state portate avanti proposte dal JS, ma anche dalla Commissione europea, e speriamo di riuscire ad arrivare quanto prima ad una quadra. E non c'è ancora nessun accordo sulla tipologia di futuri bandi progetti, sebbene ci sia stata una proposta da parte del JS, ma sulla quale non c'è ancora un accordo. Quindi la timeline assolutamente indicativa, segnatevi anche questo 7 dicembre 2021, perché qui è previsto l'evento annuale di capitalizzazione però dell'Adrion 14-20, però qui ci sarà uno slot anche su Adrion 21-27. Quindi sempre a dicembre ci sarà una task force IPA con la presentazione della prima bozza di programma, che ancora qui non c'è, e poi sostanzialmente ecco, entro marzo 22 l'invio del programma alla Commissione, e insomma entro giugno 22 l'approvazione, e entro estate 22 lancio primo bando. Ecco, e qua mi fermo. E adesso tocca sempre a me, perché adesso iniziamo lo slot dei programmi interregionali. Come immagino sapete, i programmi interregionali hanno la caratteristica che, diciamo, si comprendono, diciamo, cioè hanno un'area eleggibile molto vasta che comprende tutta Europa, ma non solo. Allora, presentazioni. Ecco, confermatemi se è tutto ok. Ok. Perfetto. Allora, Interreg Europe, devo dire, è assieme a Central Europe uno dei programmi più avanzati. Ecco, come vedete, area eleggibile, 27 paesi UE, ma non solo, qui c'è anche la Norvegia e la Svizzera che partecipano con fondi propri. Allora, struttura del programma in breve. Allora, Interreg Europe ha scelto un unico obiettivo, che è l'ISO 1, il famoso ISO 1 che avete già sentito più volte durante questo webinar, cioè una migliore governance della cooperazione. Sostanzialmente però questo ISO 1, all'interno di questo ISO 1 sono compresi tutti gli obiettivi strategici e specifici elencati nel regolamento CPR e nel regolamento FESR 21-27. Ecco, quindi qui diciamo nel 21-27
abbiamo davvero un allargamento del focus del programma per quanto riguarda i temi. In più il programma diciamo, potrà finanziare anche la cooperazione su temi diciamo, trasversali che sono collegati all'attuazione dei cosiddetti policy instrument, quali appunto aiuti di Stato, gli appalti pubblici, strumenti territoriali, finanziari, eccetera. Ecco, allora il budget comunque del programma verrà suddiviso in due, cioè ci saranno diciamo, ci sarà un gruppo diciamo, che ricomprende questi 3 obiettivi strategici ai quali verrà riservato l'80% del budget. Quindi tutto l'obiettivo 1, 2 e alcune azioni, alcuni scusate, obiettivi specifici dell'obiettivo 4, questi qua, mercato del lavoro, assistenza sanitaria, cultura e turismo, questi avranno l'80% del budget. L'altro gruppo, cioè l'obiettivo specifico 3, il 4 e il 5, il restante 20%. Ovviamente tutti questi obiettivi li potete trovare nel regolamento 1058 che riguarda il FESR. Ecco, qui ve li ho elencati e qui ci sono anche dei dati più certi che riguardano il budget. Ecco, perché mentre il budget dei transnazionali e dei transfrontalieri non è ancora noto, è invece noto il budget degli interregionali, perché il budget degli interregionali, diciamo, viene già individuato, cioè, essendo dei programmi ai quali partecipa tutta Europa, chiaramente viene fatta già prima una ripartizione del budget. Quindi complessivamente 464 milioni di euro. E qui abbiamo anche i tassi di cofinanziamento. Quindi questa è proprio una novità anche dell'ultima task force, dove è stato deciso che il programma finanzierà all'80% i partner pubblici, al 70% i partner privati e al 100% le policy learning platform, delle quali vi parlerò tra poco. I beneficiari saranno autorità pubbliche, gli organismi di diritto pubblico e gli enti privati senza scopo di lucro. Allora, cosa finanzierà Interreg Euro? Vabbè, i progetti di cooperazione interregionale e le policy learning platform, alle quali io vi consiglierei già di iscrivervi, perché sono delle piattaforme che offrono servizi che sono assolutamente gratuiti, tra i quali appunto il supporto di esperti per facilitare il policy learning, le opportunità di networking tra attori della politica regionale, un database di buone pratiche, ma anche un knowledge hub, ovvero un contenitore di informazioni con policy brief, webinar, reports su temi specifici. Allora, quali sono, diciamo, i principali elementi di novità dell'Interreg Euro 21-27? Allora, innanzitutto non c'è più quel focus sui fondi strutturali che ha caratterizzato il programma 14-20. Quindi è stato eliminato questo limite del 50%, sostituito dalla previsione che nell'ambito di una proposta progettuale ci sia almeno un policy instrument riferito a programmi mainstream, cioè a POR, FESR, scusate, ed FSE. Però il 50% dei policy instrument, quindi POR, FESR, leggi regionali, regolamenti, strategie, eccetera, dovranno essere rappresentati direttamente dall'istituzione responsabile, in qualità ovviamente di partner o lead partner. Un altro elemento importante di novità è la possibilità di includere delle pilot actions, cioè delle azioni pilota che dovranno necessariamente però avere un carattere innovativo, già in fase di presentazione di application form. E poi anche ci sarà un rafforzamento dell'approccio orientato ai risultati, cioè al miglioramento delle policies. E qui sarà prevista, che mi era andata avanti, saranno previste 2 fasi, una core phase che durerà 3 anni
e durante questa core phase, se i partner, per esempio, se un singolo partner ha già ottenuto durante questi 3 anni il miglioramento della policy prevista, diciamo nell'application form, allora non è necessario redigere il famoso, diciamo, action plan, che dovrà essere però predisposto ecco, da quei partner che invece non hanno alla fine di questi 3 anni, questa core phase, raggiunto i miglioramenti, diciamo entro la fase della core phase. Allora l'ultimo anno dovrà essere dedicato alla redazione di questo action plan. Per quelli che invece non redigeranno l'action plan perché i risultati li hanno già raggiunti, il quarto ultimo anno dovrà essere dedicato al monitoraggio, ecco, al monitoraggio dei risultati del miglioramento della policy nel territorio o nei territori considerati. Ecco qua, ecco sì, altro elemento che è già stato sottolineato dalle colleghe precedentemente, l'introduzione delle opzioni costi semplificati. Allora qui ci saranno il flat rate, 15% di flat rate per i travel accommodation e per gli office e administration, e ovviamente calcolato il 15% sugli staff cost. E per quanto riguarda gli staff cost, qui verranno calcolati come una percentuale fissa dei costi reali e quindi sarà necessario prevedere una lettera di incarico che dovrà dire percentualmente quanto il partner in questione quanto tempo, diciamo, dedicherà all'attuazione del progetto. E fatto questo, diciamo, poi non sarà più necessario fare altro e si reporterà appunto sulla base di questi costi reali che vengono appunto stabiliti già all'inizio. E la valutazione qualitativa sarà ad un solo step. Ecco, questo è importante perché attualmente quella qualitativa era 2 step. Qui, ecco, sul sito ufficiale del programma potete già scaricare la versione finale. E quindi avere già contezza, insomma, di quelli che sono gli elementi che sostanzialmente vi ho già evidenziato. Ecco. La timeline, anche qui segnatevi il 24 novembre, importante, l'evento di lancio del programma, sarà tutto online, qui c'è il link per la registrazione. E poi prossimi appuntamenti, il 15 e il 16 avremo la task force. Ricordo che in questo programma la Regione Friuli Venezia Giulia partecipa alle riunioni delle task force ma anche dei comitati di sorveglianza e nella prossima task force appunto discuteremo già dei TOR del primo bando che diciamo dovrebbe aprirsi ad aprile 22 in corrispondenza dell'evento annuale di Lille e chiudersi diciamo a maggio 22. Ecco, qui poi vedete anche altri elementi. Ecco, qui vi lascio ovviamente i miei riferimenti per qualsiasi dubbio, ulteriore informazione. Grazie a tutti. Adesso do la parola alla collega Rossana Precali per la presentazione degli altri 2 programmi interregionali, Urbat 4 ed Espon. Prego Rossana. Buonasera a tutti. Un attimo che tento di collegare, condividere. Vedete? Sì. Ok, allora io passerò brevemente a una carrellata degli altri 2 progetti programmi interregionali, il programma Urbat 4 e il programma Espon. Per quanto riguarda il programma Urban 4, allora anche questo programma qui ricomprende tutta l'area dei 27 Stati membri,
più i partner di Svizzera e Norvegia, e come elemento innovativo anche c'è l'introduzione e la possibilità del coinvolgimento dei paesi IPA. Allora rientra, come specificato anche prima, nell'obiettivo specifico Interreg una migliore governance di cooperazione, e l'elemento appunto di novità rispetto alla precedente programmazione è che proprio la cooperazione è appunto l'elemento diciamo l'elemento in più nell'ambito della promozione dello sviluppo urbano sostenibile e integrato delle città europee. Quindi la base di riferimento del programma Urbact è la nuova carta di Lipsia, che è stata sottoscritta nel 2020, che nell'ambito della creazione di una rete di città giuste, verdi, produttive e tecnologiche introduce il rapporto in chiave positiva tra le aree rurali e le aree urbane. Altro elemento importante è l'attività del programma Urbact 4 nell'ambito della capacity building rispetto al rafforzamento delle reti tra le città piccole e medie. Questo è sicuramente un elemento che nell'ambito della nostra regione Friuli-Venezia Giulia è un elemento di assoluta priorità e di interesse, perché la dimensione dei nostri centri urbani ovviamente rientra in quelli che sono appunto i centri urbani di scala media e piccola. Un altro elemento importante, un obiettivo importante che si prefigge Urbact è il ruolo strategico delle città, e sempre per quanto riguarda poi i temi che sono i temi di punta nell'ambito dei temi politici dell'Europa che stiamo vivendo, quali il cambiamento climatico, lo sviluppo economico, la lotta alle diseguaglianze e la transizione digitale. Sicuramente un altro elemento è la necessità di gestione da parte delle città, anche considerate come network, per pianificare le politiche dello sviluppo urbano e soprattutto per rendere poi tutte le informazioni e tutte le attività in una rete, per diffondere in una rete di conoscenza condivisa. Appunto per questo Urbact come obiettivi intende migliorare la capacità delle città coinvolte a fare rete a livello transnazionale, quindi sicuramente in una scala dimensionale transnazionale. Poi per quanto riguarda la possibilità di fare rete tra gli stakeholders urbani, ovviamente in un ambito di integrazione e partecipazione. Garantisce poi come obiettivo la conoscenza e le buone pratiche e l'accessibilità a tutti ai policy makers e agli operatori urbani, quindi si intendono ovviamente gli amministratori, attraverso, questo è l'elemento diciamo proprio pilastro di innovazione di Urbact 4, un coordinamento integrato con il programma UIA, che è il programma Urban Innovative Act, che è un programma più attuativo e operativo, e l'agenda urbana dell'UE. Le azioni sono appunto la coprogettazione e attuazione di piani di attuazione integrati, quelli di cui parlava prima la collega Nazzi, come attività, come azione reale, sicuramente lo scambio di buone pratiche e attraverso la capitalizzazione anche di tutte le attività consolidate anche nelle precedenti programmazione, e appunto lo sviluppo di azioni integrati con l'iniziativa urbana europea UIA. Il regolamento lo prevede, questa attività, il regolamento europeo all'articolo 12 del 1058 del 2021. I target group sono le città delle scale che abbiamo detto prima, dei 27 paesi europei, compresi i partner e i paesi IPA, e poi comunque tutti gli altri partners, quali le autorità delle istituzioni amministrative locali e anche le università e i centri di ricerca.
Anche qui è già stato individuato un budget di previsione, circa 102 milioni di euro, di cui 79 milioni di fondo FESR e circa 23 milioni di fondo nazionale. Il lancio del programma è previsto a giugno 2022, attualmente il programma è in fase di approvazione presso la Commissione europea ed è stato consegnato questo ottobre. Per maggiori ovviamente specifiche, i siti sono sia di Urbact e con la pagina Urbact Italia, il National Focal Point e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Tra l'altro il referente, il Simone D'Antonio, immagino chi si occupa di Urbact lo conoscerà, è sicuramente una figura molto attiva, molto presente, perché poi diciamo che i soggetti di riferimento, essendo appunto i comuni, hanno bisogno proprio di lavorare in rete. E per quanto riguarda i riferimenti regionali nostri, sono la direttrice, la dottoressa Sodini e la sottoscritta. Bene, quindi questo è il... Oddio, adesso cosa è successo? Quindi... Sì, va bene, sei di nuovo tu. Sono io, sì. Adesso devo rientrare su Espon, che non lo trovo più. Scusate un secondo, non lo trovo, dove è finito? Oddio, dove è finito? Ho fatto un caos. Mi sono persa. No, vabbè, basta che lo apri. Non lo trovo più. Questo? No, è quell'altro. Scusate. Allora chiudi un attimo tutto e vai nello schermo. Cioè, metti qua, chiudi. No, questa qua per chiudere, così vedi dove ce l'hai qua. Cioè, li avevo tutti e due. Vabbè, lo riapri. Ecco. Allora, tienilo aperto, sì, fai 2 clic, tienilo aperto e poi adesso lo devi condividere. No, adesso torna nella riunione. Si vede già la presentazione. Si vede? Qua? Sì. Ecco, vai qua. Dove qua? Sì. No. Devi fare con questo, condividi. Sì, clicca sopra prima. Clicca qua. Lo vedete? Ross, lo vedevamo prima. Lo vedete? Sì, dopo inizi la presentazione, no? Qua. Lo vedete? No. No, non ancora. Vuoi che provo a condividerlo io? Ma non so, è che è sparito a un certo punto. Adesso cosa... Poi esca. Allora, calma e gesso. Sì, no, devi andare nella riunione di Teams. Scusa. Sono tutti i pallini. Com'è? Qua sono tutti i pallini, ecco. E condivisione. Qua. Ecco, vai finestra. Ecco, quale non c'è. Ah, eccolo qua. Sì, eccolo. Ole. Ecco, e poi puoi iniziare con... presentazione. Adesso si vede. Ecco, scusatemi, ma a un certo punto è scomparso. Beh, sarò ancora più veloce di prima. Allora, scusate, ecco qua. Allora, il programma Espon, anche questo ovviamente ricomprende tutti i paesi dell'Europa, compresi i paesi partner, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svezia. È un programma di studi, prevede appunto una ricerca applicata
che riguarda e tiene conto delle dinamicità e delle differenze delle realtà territoriali dell'Europa. È un programma che riguarda analisi, mappe, statistiche e tutte quelle attività correlate allo studio dello sviluppo del territorio, sia per quanto riguarda gli aspetti economici, sociali ed ambientali. Ha due livelli, diciamo, di relazione di queste attività, quelle che riguarda il livello di informazione delle realtà territoriali, quindi amministrazioni pubbliche, università e centri di ricerca, e l'altro livello è l'analisi delle informazioni e di comparabilità delle informazioni derivanti dagli studi a livello di Unione Europea, proprio affinché poi l'Unione Europea e tutti i dati che vengono poi analizzati possano essere messi a sistema per ovviamente l'obiettivo di un miglioramento dello sviluppo sostenibile del sistema Europa stesso. Il quadro di gestione del programma ESPON è realizzato da un soggetto unico, che è il JET ESPON, che è previsto essere l'unico beneficiario designato. Il budget previsto attualmente è di circa 60 milioni di euro, di cui 48 milioni di fondo FESER e 12 milioni per quanto riguarda i fondi nazionali. Allora, il core business è appunto l'osservazione dei fenomeni territoriali anche rispetto all'analisi dei dati precedentemente emersi nella precedente programmazione, appunto quella 14-20, in coerenza con gli orientamenti attuali dell'agenda territoriale UE, con gli indirizzi del Green Deal e con la strategia UE anche alla luce della crisi pandemica. L'obiettivo di policy che qui è riportato è esattamente quello poi proprio dei documenti ufficiali, è proprio quello che riguarda la fornitura delle evidenze territoriali. Gli obiettivi prioritari sono poi in qualche modo rivolti a due azioni fondamentali, che sono la produzione delle cosiddette evidence, che sono appunto gli studi scientifici, casi studi, le analisi, le mappe, eccetera, e poi la diffusione di tutti questi dati che è riportata come knowledge. Le attività, quindi le azioni vere e proprie di ESPON, sono effettuate, previste all'interno dei cosiddetti TAP, Thematic Action Plan, che sono dei macro temi di riferimento proprio per lo svolgimento delle attività di evidence production e knowledge. Attualmente i 4 TAP che sono stati individuati riguardano la transizione verde verso un'economia climaticamente neutro, uno sviluppo territoriale equilibrato che riguarda anche tutti i temi delle diseguaglianze, l'individuazione di nuovi territori funzionali, quindi una chiave di lettura anche dimensionale diversa proprio a livello di funzioni del territorio, per affrontare appunto le sfide reali e attuali. E poi Place Resilient to Crisis, che sono l'individuazione dei punti di forza specifici dei territori per unirsi e per adattarsi alla crisi attuale. Il programma ESPON come prossimi step prevede che a seguito dell'individuazione del JECT ESPON partirà il 1° luglio del 2002 e sulla base delle proposte emerse dal processo di consultazione con gli stakeholders. Momento cruciale, molto prossimo per questo processo di consultazione è appunto nell'ambito della settimana l'ESPON Week che si svolgerà a Bled a fine novembre.
ci sarà il kick-off dell'Information Day e il lancio del processo di consultazione. Quindi qui ci sono degli elementi. Expon Day a Bled, organizzata in cooperazione con la presidenza slovena dal 29 al 2 dicembre, doveva essere anche in presenza, però ovviamente per tutti i motivi che sappiamo sarà solo in videoconferenza online. E ci sono le informazioni per chi volesse partecipare. Consultare sul sito Expon, ci sono tutti gli elementi per poter iscriversi e partecipare anche alla consultazione che durerà circa un mese. Il sito ufficiale appunto di Expon è riportato qui. Il contact point nazionale è l'Università di Roma Tor Vergata, e il referente è la professoressa Maria Prezioso, e poi ci sono i nostri contatti della direzione. Quindi questo è più o meno quello che volevo dire in maniera... Rossana? Sì? Volevo leggerti una domanda, visto che insomma sei tu, una domanda in chat che ti riguarda. Aspetta che vediamo un attimo se la riesco a leggere anch'io. Cioè, l'iniziativa UIA è ancora attiva nel 21-27 o viene sostituita dalla European Urban Initiative? Da quello che io posso capire dai documenti che ho letto, l'iniziativa UIA rientrerà nella 21 e 27 perché fa parte della European Urban Initiative, non dovrebbe essere sostituita, è parte integrante della European Urban Initiative. Ok. Ecco, allora, l'ora è tarda, abbiamo sforato ampiamente, ma insomma se ci sono ancora domande potete insomma approfittare e comunque insomma vi abbiamo dato tutti i riferimenti, quindi insomma ci potete tranquillamente contattare, ecco. Mi sembra di no. Come li abbiamo spesi? Io direi che... Vabbè, siamo state evidentemente chiarissime, esaustive. Comunque, sì, saranno pubblicate, le pubblicheremo senz'altro sulla pagina del sito della regione dedicata alla cooperazione territoriale europea 21-27, sicuramente. E lì appunto pubblicheremo anche insomma gli aggiornamenti. Bene. Bene, grazie a tutti. Possiamo concludere. Sì. Bene, grazie. Arrivederci. Arrivederci. E arrivederci. Arrivederci.